Buongiorno, buon anno a tutti e a tutte, benvenuti a Sveglia Trieste, la prima puntata del nuovo anno. Oggi avremo ospiti in studio il consigliere regionale del Partito Democratico Diego Moretti e Giorgio Rossi, assessore comunale al turismo e alla cultura, con il quale potremo fare una sorta di bilancio, insomma, di questi comparti importanti per la città di Trieste. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Iniziamo come sempre con le previsioni del tempo, perché l'arrivo del nuovo anno ha segnato anche un po' un cambiamento del quadro meteo, che era addirittura quasi primaverile verso la fine dell'anno. Allora andiamo a vedere la pagina appunto dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, dell'Osmer. Dunque la situazione generale: oggi nei bassi strati affluirà aria molto umida da sud-ovest che precede un fronte atlantico in arrivo dal nord Europa e che passerà sulla regione nella notte tra giovedì e venerdì, quindi questa notte. Poi affluirà aria secca fino alla notte tra sabato e domenica. Quindi il quadro meteo è questo: giovedì, oggi 2 gennaio, prevalenza di tempo molto umido con cielo coperto e foschia, possibili anche nebbie sulle zone orientali, deboli piogge sulle Giulie, nevischio oltre i 500 metri circa. Sulla zona montana verso il Cadore il tempo sarà migliore, seppure con cielo in prevalenza nuvoloso. Nella notte verso venerdì possibili deboli precipitazioni su tutte le zone. Domani venerdì 3 gennaio nella notte di primo mattino deboli precipitazioni più diffuse a est con quota neve sui 600 metri circa. In mattinata rapido miglioramento a iniziare dalla Carnia, ma nella zona di Trieste il sole arriverà probabilmente nel primo pomeriggio. In pianura soffierà bora moderata più sostenuta lungo la costa. Le temperature minime si avranno solo in tarda serata e saranno ben più basse di quelle del primo mattino, quindi arriva anche il freddo. Vediamo sabato 4 gennaio, cielo sereno piuttosto freddo di notte e al mattino, in montagna minime localmente sotto i meno 10 gradi, in pianura intense gelate. Questo è il quadro del meteo sulla nostra regione. Andiamo a vedere i giornali che sono in edicola quest'oggi, a cominciare dal Piccolo, dopo la pausa naturalmente di ieri di Capodanno. Andiamo a vedere tutte le varie notizie che sono pubblicate oggi. Allora qui c'è una parte del discorso di fine anno di Mattarella, spinta sui valori, la pace grida la sua urgenza, citati Sammy Basso e Giulia Cecchettin. Vediamo che in prima pagina viene dato ampio spazio a energia via agli aumenti, rincari fino al 25% nelle bollette, ritocchi per alimentari, assicurazioni, libri e mense scolastiche. Federconsumatori stima un impatto di 912 euro annuali per famiglia, colpiti soprattutto gli appartenenti alle fasce più deboli. Questa l'analisi sicuramente non rassicurante della situazione per quanto riguarda appunto gli aumenti, e viene fatta tutta un'analisi di quanto incidono le dinamiche geopolitiche poi sul portafoglio delle famiglie italiane. Stop al gas russo dall'Ucraina, ma il borghetto non passa più, saldi invernali da sabato, spesa media 307 euro, quindi si annunciano anche i consueti saldi a partire proprio da dopodomani, da sabato. Colpita al volto da un fuoco d'artificio, 18enne perde l'occhio. Questa è una delle notizie più drammatiche, insomma, della notte di Capodanno per quanto riguarda la nostra zona. Rischiata la strage, indagine in via Crispi sul monossido killer. Ne riparleremo ancora anche con i nostri servizi realizzati, appunto la strage, la tragedia insomma di fine anno in cui ha perso la vita un medico austriaco di Graz. Parcheggi in centro sulle tariffe orarie da 10 a 20 centesimi. Poi ancora vediamo la prima nata del 2025, Victoria e le sue 2 mamme. Michelle, Patrizia e Victoria sono state riprese qui
In questa bella fotografia di Francesco Bruni, ieri mattina al Burlo le due donne si sono rivolte a una clinica di Valencia per l'inseminazione artificiale. Ancora il terrorismo, auto sulla folla a New Orleans, 10 morti, l'ombra dell'ISIS. Vediamo anche capolavori rock splendidi, cinquantenni, Pink Floyd e Queen, vari album che quest'anno compiono appunto 50 anni. Vediamo la pagina di Gorizia Monfalcone, la prima pagina, vediamo anche appunto sempre qui l'energia via gli aumenti, ma c'è anche l'omaggio di Papa Francesco al presepe di Grado. Sappiamo che la cittadina dell'Isontino, insomma Grado, ha donato questo presepe per San Pietro, per piazza San Pietro, e poi ancora la bengalese Inaya, è la prima nata del 2025 in Friuli Venezia Giulia, poi ancora anche qui perde un occhio a 18 anni per un fuoco d'artificio, perché il fatto è accaduto nella zona appunto del villaggio del pescatore. E poi stabilimento bagni, il recente incendio fa crollare il prezzo. Si parla dei bagni di Gorizia, ne avevamo parlato appunto in occasione dell'incendio che aveva devastato la struttura ormai abbandonata da vari anni. Vediamo altre prime pagine dei quotidiani e partiamo dal Corriere della Sera. Vediamo che in primo piano c'è un annuncio di domani sul 7 di Corriere della Sera, sull'inserto Giorgia Meloni, il mio 2025. Poi ancora sanità, clima, carceri, scossa di Mattarella, patriota, chi si impegna e aiuta gli altri. Ancora l'arresto di Alemanno, vita da ex di 1000 stagioni, violati i servizi sociali da Suor Paola. Arrestato l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, ha violato gli obblighi di sorveglianza, vita controversa la sua, dall'MSI alla Croce Celtica, pro e contro Meloni. Andremo a vedere anche questa notizia. Strage negli USA, l'ombra dell'ISIS, New Orleans, auto contro la folla, almeno 15 morti e 30 feriti. L'attentatore ucciso dalla polizia. Trovati ordigni artigianali e una bandiera dello Stato islamico. L'FBI indaga per terrorismo, Trump attacca sui migranti. Mosca e l'Unione Europea alla seconda guerra del gas. Poi ancora l'ex del Genoa picchiato dagli agenti, la denuncia di Omeonga, poi ancora Jabari, il veterano, i dubbi sui complici, responsabile 42enne del Texas. Invece si torna appunto alla strage negli Stati Uniti. Io reclusa in Iran, dormo per terra, racconto il dramma della giornalista Cecilia Sala, le pressioni della Farnesina su Teheran, liberatela subito. Ancora La Repubblica, nascita di una dittatura, 3 gennaio 1925, nel pomeriggio appunto di quel giorno l'aula di Montecitorio è gremita, ci sono tutti e tutti attendono l'evento, ci racconta la storia appunto Antonio Scurati. Anche qui terrore a New Orleans, la strage negli USA, nella notte di San Silvestro un pick-up lanciato sulla folla di Bourbon Street fa 15 morti e 35 feriti. Ucciso l'attentatore, un ex militare texano, nell'auto e nelle strade vicine trovati ordigni esplosivi e armi. Il killer con la bandiera dell'ISIS, in un video i complici con le bombe. Qui vediamo l'attentatore, il texano Shamsuddin Bahar Jabbar, di 42 anni, era un ex militare statunitense. Vediamo qui il commento, la città dei fantasmi, il reportage, anche qui Cecilia Sala in cella a Teheran, costretta a dormire per terra. La Stampa, la strage di New Orleans ritorna all'incubo dell'ISIS, il killer, un ex militare americano, aveva una bandiera dello Stato islamico con l'auto sulla folla che festeggia il Capodanno, almeno 15 morti e decine di feriti. Poi ancora il racconto, se Gaza sotto le bombe rimane senza ospedali, anche qui la scossa di Mattarella su pace, salute e diritti, il governo avvisa l'Iran, liberate Cecilia Sala. Qui vediamo a Torino, morta in un rogo a 25 anni, il sacrificio di Ivana, la testimonianza dell'amico, l'ha fatto per salvare i genitori, l'amore che ci trasforma in eroi, è il commento. Il Fatto Quotidiano, Trump prima grana, strage del lupo ISIS, fa 10 morti col vessillo jihadista. Russia avanzata record nel 2024, 7 volte il 2023.
altri raid in Ucraina. A Milano, Daspo per 50, dubbia costituzionalità. Italia-Iran, si tratta sui domiciliari per Sala e per Abedini. Sappiamo insomma che c'è un filo che lega appunto questi due personaggi per appunto la liberazione della cronista, della giornalista italiana. Vediamo il Giornale. Anche qui braccio di ferro Roma-Teheran, scarcerate subito la Sala, la Premier ringrazia lavoro, sicurezza, patriottismo, la lezione di Mattarella, anche qui il discorso appunto del Presidente sul Giornale, incubo ISIS negli USA, strage a New Orleans, l'auto sulla folla, l'attentatore aveva una bandiera dello Stato Islamico, terrorismo. Cassazione, caso Albania, il bagno di realtà dei giudici sui paesi sicuri. Ancora vediamo, Alemanno finisce in cella, una misura spropositata, il commento sull'ex sindaco di Roma. La mossa di Zelensky, stop al gas dalla Russia, ma l'Italia è in sicurezza. Libero, coltelli, Corano e vaffa all'Italia, il capodanno islamista. A Rimini un egiziano accoltella 4 persone, a Milano scontri con la polizia, insulti al nostro paese. Questo egiziano appunto a Rimini è stato ucciso da un carabiniere, feriti anche a Bologna, auto sulla folla a New Orleans, almeno 10 morti, il killer aveva la bandiera dell'ISIS. Basta sopportare chi ci disprezza e va mandato via, la sfida delle espulsioni e poi la gestione dei migranti. Se un popolo non sa farsi rispettare non ha un futuro, sono i commenti di Daniele Capezzone e Antonio Socci. E poi Cabaret Mussolini, dopo la copertina dell'altro ieri della prima pagina appunto del 31 dicembre del giornale di Libero, il commento appunto di Mario Secchi. Il Domani, sanità, migranti, clima e Del Mastro, Mattarella fa il controcanto a Meloni, l'Italia chiede all'Iran il rilascio immediato di Cecilia Sala e garanzie sulla detenzione. Nel discorso di fine anno il Presidente è attento a non attaccare direttamente le politiche del governo, ma sul caos degli ospedali, sulle condizioni delle carceri, sul senso della patria, dà una lezione alle destre, così commenta il Domani. Strage a New Orleans, Trump attacca, un pick-up sulla folla fa 10 morti, il tycoon contro i migranti, la pista dell'ISIS. Questi i principali titoli che abbiamo trovato quest'oggi sulle prime pagine dei giornali. Allora torniamo a vedere il piccolo di Trieste, energia sui prezzi, previsti rincari fino al 25%, ritocchi anche per alimentari e assicurazioni. Qui trovate tutta un'analisi oggi sul piccolo, magari poi la approfondiremo nel corso della rassegna stampa. Scattata anche l'interruzione appunto della fornitura di gas dalla Russia all'Ucraina, Kiev e Mosca hanno confermato lo stop, è scaduto il contratto che fu firmato nel 2019. Dalla stazione di compressione di Snama Malborghetto il metano non affluisce da giorni. Autostrade, aumenti sulla rete, ma Venezia, Trieste e A28 salve. Turismo, economia della conoscenza e manifattura per far crescere l'Italia, gli scenari. La prudenza della manovra, rivendicata con orgoglio da Giorgetti, dal ministro, comporta dei costi sociali, non ha consentito di difendere dall'inflazione né le pensioni né la sanità e la scuola. Ma andiamo rapidamente alle pagine della cronaca di Trieste. Qui vediamo tutta un'analisi sul park dell'ex piscina Bianchi, nuova gestione a TTP e aumento delle tariffe, uno dei tanti aumenti e dei tanti balzelli di inizio anno. I 102 posti in piazzale Straulino e Rode ritoccati di 20 centesimi in più all'ora passano a €1,50, anche gli stalli in fascia rossa da via Diaz a Torre Bianca. Andiamo ancora alle crociere e la ciclabile interrotta, ne abbiamo parlato più volte anche in trasmissione. Allo studio un'alternativa all'effetto domino, insomma ci sono state varie proteste anche assolutamente giuste e legittime per questa così convivenza non felice. Qui vediamo la notizia che abbiamo visto in prima pagina: mamma Michelle con accanto Patrizia dà alla luce Victoria, prima nata nel 2025. Qui ci sono le foto della bellissima bambina nata al Burlo, prima nata a Trieste al Burlo Garofalo. La sinergia con Monfalcone per i casi gravi, le altre attività. L'attività del Burlo Garofalo non si limita ovviamente al
momento conclusivo del parto, ma in quanto ospedale infantile si articola in tutta una serie di servizi distribuiti lungo tutti i 4 piani della struttura di via dell'Istria. Tante le coincidenze, a partire dal peso di 3,12 kg che ricalca l'orario in cui la bimba è venuta al mondo. La mamma lavora presso il reparto di rianimazione infantile di via dell'Istria ed è nota a molti colleghi, quindi è stato anche un parto in famiglia per l'IRCS Burlo Garofalo. Nelle culle anche 24 gemelli, il quadro degli ultimi 12 mesi registra 1436 bambini, più i maschi delle femmine. In questo caso spesso succede il contrario, quest'anno è andata così. Allora, vediamo la notte di Capodanno fra divertimento e ordine pubblico, la festa dei 10.000 fra musica e fuochi in una piazza Unità bonificata e sicura. Lo stop a bottiglie e petardi, di più i controlli ai varchi funzionano, fuori cocci di vetro ovunque, razzo su un palazzo in barriera, disattesa l'ordinanza contro i botti e super lavoro per i pompieri. 2 risse fra stranieri e andremo anche a vedere questo. Si pensa già a Ferragosto, ma in cielo solo i droni. La regione stanzia 400.000 euro. Qui vediamo il brutto biglietto da visita della città, auto dentro Porto Vecchio svaligiate dai ladri vandali. Saccheggiati dopo aver sfondato i finestrini diversi mezzi di turisti in vacanza. In molti rioni dati alle fiamme i cassonetti, scattato l'allarme in via Pindemonte. Insomma, c'è stato anche parecchio caos e parecchio lavoro sia per la polizia che per i vigili del fuoco e tutte le forze dell'ordine in generale. Addetti al lavoro a tarda notte, all'alba l'area era ripulita per quanto riguarda appunto la grande festa di fine e inizio anno. Vediamo anche la notizia di cronaca, ferite all'addome, autoinflitte in casa, trovato a terra lungo Corso Italia. È successo appunto nella giornata di ieri, poco prima delle 18. Vediamo in piazza Goldoni, lo picchiano a sangue in strada, poi tentano pure di dargli fuoco. In piazza Goldoni pugni, calci, bottigliate e il rogo dei cartoni. Qui vediamo l'intervento di una volante della polizia proprio in piazza Goldoni. Colpita in faccia dal razzo, ragazza perde un occhio, la 18enne è stata centrata da un fuoco d'artificio che non stava usando. L'unica ambulanza è impegnata per un giovane in coma etilico a Monfalcone. È successo al villaggio del Pescatore, vittima dell'esplosione di un fuoco d'artificio che non stava maneggiando e che le ha causato la perdita di un occhio. Un'ambulanza che tarda ad arrivare, scrive Il Piccolo, con la corsa febbrile in macchina dal villaggio per raggiungere autonomamente il pronto soccorso di Monfalcone. Sono apparse subito gravi le condizioni della giovane di 18 anni, originaria di Duino Aurisina, residente al villaggio del Pescatore, arrivata al San Polo e sottoposta a tutti gli interventi necessari e ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Questa è la notizia più grave degli incidenti appunto accaduti nella notte di Capodanno. Andiamo a vedere anche però la tragedia, vediamo se riusciamo a trovarla qui sul Piccolo, ma magari adesso rivedremo invece intanto i nostri servizi. La tragedia che è accaduta alla fine dell'anno, la morte di un medico di Graz che è stato ucciso dalle esalazioni del monossido di carbonio nella sua abitazione triestina, perché era di sua proprietà, si è saputo, la casa appunto in via Crispi al 4º piano, che è stata invasa appunto dal pericolosissimo gas killer. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Monossido killer in centro a Trieste. La vacanza si è trasformata in tragedia per un medico austriaco di 63 anni, Bernd Urlesberger, ucciso dalle esalazioni del gas tossico. Sua moglie è ricoverata in gravi condizioni a Cattinara, altre 9 persone sono rimaste intossicate. Il dramma ieri sera al 4º e ultimo piano del palazzo al Civico 5 di via Crispi, nell'appartamento di proprietà della coppia originaria di Graz. I vigili del fuoco sono entrati con l'autoscala e hanno trovato l'uomo disteso sul
sul letto, già morto probabilmente da diverse ore, mentre la moglie era a terra, gravemente intossicata e in stato confusionale, ma ancora vigile. Secondo i soccorritori che hanno dovuto trascinarla via a forza, la signora è viva per miracolo. La coppia si trovava da un paio di giorni a Trieste, come faceva spesso, in questa occasione per trascorrere le feste di fine anno con alcuni amici austriaci. Sono stati questi ultimi che, dopo alcuni vani tentativi di contattarli sia al telefono che direttamente a casa, sono andati in questura, facendo così scattare l'allarme. La polizia ha quindi informato la figlia della coppia, che vive a Graz. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco che, insieme al personale sanitario, hanno soccorso non solo la moglie ma altre 9 persone tra residenti e turisti ospiti nel vicino bed and breakfast. La donna è ricoverata in camera iperbarica in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. Stesso trattamento per altri 3 intossicati, un minorenne, un 18enne e suo padre. Gli altri non sono in gravi condizioni, alcuni rimangono in osservazione, qualcuno è stato già dimesso. Ieri sera la polizia ha chiuso la via Crispi all'altezza dell'incrocio con via Carducci per consentire le operazioni di soccorso. La procura, con il magistrato di turno Iozzi, ha aperto un fascicolo per far luce sull'accaduto. I vigili del fuoco hanno rilevato nell'appartamento della coppia 160 parti per milione di monossido di carbonio, ma al piano sottostante il livello era addirittura 3 volte superiore, pari a 460 parti. Fortunatamente gli inquilini del terzo piano sono in vacanza. Gli accertamenti per individuare l'origine della fuga sono ancora in corso, ma l'ipotesi più probabile è quella di un problema alla canna fumaria. Allora, queste le notizie possiamo vederle anche sul piccolo. Si è rischiata una strage, indagini sulla fuga di gas che ha ucciso un medico. La vittima, Bernd Urlesberger di Graz, era in città con la moglie per Capodanno, come abbiamo detto anche noi. Altri 9 intossicati, non in pericolo di vita, sotto sequestro 2 appartamenti. Qui vediamo tutta la cronaca, le parole dei soccorritori sulla gravità del quadro trovato lunedì sera. Poche ore e le vittime sarebbero state di più. L'allarme era stato lanciato dagli amici che non avevano avuto notizie né risposte al citofono dai 2 coniugi. Poi parla anche il proprietario dell'abitazione da dove si è propagato il monossido. Ci siamo salvati perché è fuori città. La nostra caldaia è nuova e controllata, hanno detto. Questa è la testimonianza, la scena è surreale, scrive Giampaolo Sarti sul piccolo. I vigili del fuoco che fino alle 11:30 di sera entrano ed escono dal condominio di via Crispi alla ricerca di altre possibili vittime. Per fortuna non ci sono state altre vittime. Anche il nostro Umberto Bosazzi è andato sul posto nella giornata appunto dell'ultimo dell'anno, di martedì, per sentire alcune testimonianze di chi è stato soccorso, proprio portato anche in ospedale. Poi anche il proprietario di un vicino bed and breakfast, casa vacanza, che ha raccontato insomma quello che è successo quella notte. Allora risentiamo e rivediamo il servizio di Umberto Bosazzi. Più stanche che ancora spaventate, a metà mattina alla spicciolata alcune delle persone rimaste intossicate ieri sera e ricoverate a Catinara hanno fatto ritorno nello stabile di via Crispi 5. Pochi avevano voglia di raccontare un'esperienza certamente drammatica, ma che essi sembrano avere in qualche modo già metabolizzato, se così si può dire. Stavo dormendo, saranno state le 10, sentivo un rumore per le scale, i cani abbaiavano, però non riuscivo a capire cosa potesse essere. Dopodiché siamo stati, praticamente hanno fatto irruzione i vigili del fuoco dentro casa, dicendo di aprire tutto, di arieggiare. E dopodiché siamo andati giù, siamo stati messi sulle ambulanze e siamo stati portati a Catinara. Stamani i vigili del fuoco hanno effettuato perlomeno 2 sopralluoghi per controllare nuovamente tutti gli appartamenti, ma non hanno potuto accedere a 3 di essi. Gli inquilini di via Crispi 5 potranno tornare nelle proprie abitazioni, comunque non potranno utilizzare il riscaldamento per ovvie ragioni precauzionali. Sul posto stamani anche Alvise Mendella di Trieste Reception, che gestisce 2 case vacanza presenti nello stabile. Sulle prime sembrava che quanto accaduto fosse stato originato ed avesse interessato strutture simili anch'esse all'interno di via Crispi 5. Tutte le nostre case vacanze già da un anno hanno il kit necessario stabilito, previsto dalla legge, quindi sensore gas, il sensore di fumo e monossido e poi anche l'estintore.
Le case vacanze, anzi, che adesso sembrano il male assoluto, su questa situazione hanno anche la possibilità di segnalare in anticipo presenze di gas e quindi permettere di intervenire o di uscire o di arieggiare, no? In via Crispi 5 si trova anche Ferdi, la storica gastronomia triestina che, come i vigili del fuoco hanno certificato già stamani, non è stata interessata da quanto successo ieri sera. Questa è appunto la cronaca di quello che è successo, naturalmente le indagini vanno avanti, vediamo ancora una panoramica in Italia della notte di San Silvestro, sempre sul piccolo, per i botti di Capodanno oltre 300 feriti, il record da 10 anni, colpiti anche dei bambini, un bollettino di guerra, ricoverati in ospedale anche 90 minorenni, Borrelli a Napoli si spara ad altezza d'uomo, qui vediamo un'immagine emblematica, un uomo spara in strada con una pistola per festeggiare il Capodanno. Tra i casi più gravi, traumi agli occhi, e si parla del caso probabilmente anche del villaggio del pescatore, e alle mani con perdita anche delle dita, ustioni, traumi agli occhi, alle mani a causa dei botti, ma anche lesioni provocate da colpi d'arma da fuoco e accoltellamenti. Supera quota 300 il bilancio complessivo dei feriti in Italia per i festeggiamenti del nuovo anno e sembra un bollettino di guerra, sono 309 esattamente i feriti, mai così tanti negli ultimi 10 anni. Per 69 di questi è stato necessario il ricovero, a finire in ospedale tanti minorenni, 90 a fronte dei 64 dell'anno scorso. Il più piccolo a Napoli ha solo 2 anni, è arrivato in ospedale pediatrico Santobono con ustioni al torace e al braccio sinistro provocate proprio dai fuochi. Fortunatamente non è andata dappertutto così male, qui vediamo appunto alcune immagini del Capodanno a Gorizia, vediamo il countdown il 1° gennaio, questo è lo spettacolo dei droni di cui tanto si è parlato, appunto come anche alternativa possibile diciamo, ai fuochi artificiali. Poi vedremo però anche lo spettacolo di Trieste, che è stato altrettanto bello e suggestivo e sicuramente più in sicurezza. Però c'è stato un super lavoro, immaginiamo, anche per la polizia locale, con la quale adesso ci colleghiamo subito anche per fare il punto della situazione in questa mattinata del 2 gennaio. Chi abbiamo in linea? Buongiorno. Sì, ispettore Schillani, buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Buongiorno all'ispettore capo Lionello Schillani, buon anno a lei e ai suoi colleghi. Allora, com'è andata questo inizio anno? Allora, innanzitutto buon anno anche a voi, a tutta la redazione e a tutti i telespettatori. Ma diciamo che per noi c'è un fatto positivo, non abbiamo rilevato incidenti degni di nota, quindi è stato un inizio d'anno positivo da questo punto di vista, quindi per la sicurezza stradale. D'altro canto abbiamo dovuto intervenire per rilevare invece molti danneggiamenti e molti atti vandalici, questo non è sicuramente positivo per quanto riguarda la cittadinanza. Per quanto riguarda la viabilità, ieri è stata una giornata diciamo molto tranquilla, poco traffico e anche oggi prevediamo un traffico abbastanza scarso in città, prevediamo che naturalmente tutte le attività riprenderanno al 100% con il giorno 7 gennaio, siamo ancora nel periodo diciamo festivo. Per quanto riguarda le note, ho solo 2 note per i lavori, siamo in via Timignano, Rione San Giovanni, Timignano 1, sono già stati posti divieti, abbiamo dovuto anche diciamo l'altro anno fare delle rimozioni per lavori di potatura sulle barature laterali, quindi fare attenzione ai divieti e al cestello mobile e operai che opereranno questa mattina. Inoltre ho ancora una nota per la via San Francesco, siamo nella parte bassa da Palestrina a scendere verso la via Carducci, qui un restringimento di carreggiata, si dovrebbe transitare comunque, il transito dovrebbe essere consentito, c'è uno scavo, fare attenzione anche qui ai divieti già posti e alle ditte e operai che opereranno. Altre cose particolari da riferire in questa mattinata non ho, quindi se non ci sono domande al momento restituirei la linea. Benissimo, grazie, buona giornata e buon lavoro anche in questa giornata di ponte festivo per tanti, ma evidentemente non per noi. Grazie, buona giornata. Allora, noi andiamo avanti, dobbiamo fermarci, intanto abbiamo visto le immagini del sito online del Piccolo, della festa in Piazza Unità, mentre appunto l'ispettore Lionello Schillani stava
stava parlando, ci stava raccontando di come è andata appunto questa serata e questo avvio del nuovo anno. Allora ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa, fra poco. Bentornati in diretta. Allora torniamo a parlare dell'ultima notte dell'anno e dell'inizio del nuovo anno del 2025 con la pagina di Trieste Prima che ci racconta anche del fenomeno che è sempre all'attenzione anche di Tele4, ritrovati dopo ore di terrore sono i cani che scappano a causa dei botti. Tra il 31 dicembre e il primo giorno dell'anno a Trieste sono scappati 16 cani. Uno di questi è fuggito dalla zona di Domio ed è stato ritrovato vicino al tennis club di Padriciano. I botti producono traumi, chi diventa incontinente, chi non mangia più e chi entra in crisi. Il 2025 inizia così e non è insomma sicuramente una buona cosa. Qui vediamo appunto tutto l'articolo che riguarda questi 16 cagnolini scappati di casa tra il pomeriggio appunto del 31 dicembre e le prime ore del 1° gennaio. Ce n'è uno appunto che è stato ritrovato dopo oltre 12 ore e a una distanza di oltre 7 chilometri. Questo è l'esempio più estremo, però ci sono altri 15 casi. Ponziana sembrava Beirut, dice una testimonianza raccolta da chi scrive appunto su Trieste Prima. Per capire di cosa stiamo parlando basti pensare che il cane citato all'inizio dell'articolo era fuggito dalla zona di Domio verso le 8:30 del 31 dicembre, trovato vicino al tennis club appunto di Padriciano alle 11 di mattina del giorno dopo. Vediamo anche qui la nascita delle bambine, adesso togliamo la pubblicità. Dunque il 25 è femmina, Inaia, Vittoria Adele, Marta e Vittoria, le prime nate in Friuli Venezia Giulia, tutte femmine. Il quinto invece il bambino è un maschietto e si chiama Elia. Sono i primi bambini nati nel 2025, tutti nati tra Monfalcone e Trieste, nessun bambino è nato negli altri ospedali della regione, pare. Nella lista dei neonati di questo primo giorno dell'anno l'ospedale Bisiacco ha una percentuale di nascite altissima, 4 su 5. La prima appunto come dicevamo si chiama Inaya Rahman, i genitori sono entrambi di origine bengalese e pesa quasi 3 kg. A Monfalcone sono nate anche Marta e Vittoria per essere raggiunte poi da Elia, primo maschietto. All'ospedale infantile Burlo di Trieste invece è nata Vittoria Adele, ne abbiamo già parlato, anche abbiamo visto in prima pagina sul piccolo questa nuova nascita. Allora andiamo ancora a vedere le pagine del piccolo. Il primo test a Milano, sempre per quanto riguarda la notte di Capodanno, il primo test a Milano, oltre 2000 controlli, 50 allontanati. Poi nel Riminese accoltella 4 persone, urlava frasi in arabo, carabiniere lo uccide. Ha colpito con un coltello 4 persone urlando frasi in arabo prima di scagliarsi contro i carabinieri. A seminare il panico nella notte di Capodanno a Villa Verrucchio nel Riminese un ragazzo egiziano di 23 anni che poi è stato ucciso da un colpo esploso dal comandante della stazione dei carabinieri di Verrucchio, ora iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di eccesso di difesa. Un atto dovuto, ha detto la procuratrice capo di Rimini Elisabetta Melotti, che darà anche la possibilità al comandante di nominare un difensore e un perito per eseguire l'autopsia. L'omaggio di fine anno del Papa al presepe di Grado a San Pietro, vediamo appunto in Vaticano, al termine del Te Deum, Francesco ha sostato la sera di San Silvestro davanti alla Natività monumentale. Questa la notizia e questa è la bella immagine appunto di questo presepe. Il pontefice era accompagnato dal cardinale Fernando Verghese Alzaga e da Suor Raffaella Petrini.
Inaia, la prima nata, del 25 in regione, qui la vediamo appunto fotografata con la mamma, la piccola della comunità bengalese, venuta alla luce all'1:51 di Capodanno all'ospedale San Polo di Monfalcone. Centrale da 5 milioni distrutta dalla Bora, questo succede a Brovazzo, l'impianto fotovoltaico inaugurato lo scorso anno nell'entroterra di Zara, pesantemente danneggiato dalle forti raffiche. Questo invece ci racconta la cronaca da oltreconfine. Romania e Bulgaria nell'area Schengen, von der Leyen, il vostro posto è qui. Dopo 13 anni d'attesa sono state abolite le frontiere terrestri, previsto un incremento del PIL dell'1% in entrambi i paesi. Questo accade appunto in Romania e Bulgaria. L'Unione Europea insomma si allarga ulteriormente, possiamo dire così. Via i lavori del ponte di Lueg, Brennero imbuto d'Europa, il caos valichi a nord-est, aperti ieri i cantieri. Nel tratto austriaco dell'autostrada si viaggia su una corsia. L'opera costerà 390 milioni, le imprese esportazioni danni per miliardi. Andiamo ancora a vedere sempre le pagine del Piccolo, scusate, passiamo alla pagina però di Gorizia e Monfalcone. Dunque andiamo rapidamente a scorrere appunto le pagine per raggiungere la cronaca. Eccola qui. Si parla nuovamente dei bagni di Gorizia, stabilimento bagni a prezzo di saldo, l'incendio fa crollare la quotazione. Vediamo inserito nel piano alienazioni a 100.000 euro contro i 300 originari, riaperta a senso unico la via Cadorna. Aveva fatto sicuramente molti danni questo incendio. Vediamo che si è rinnovata anche qui la tradizione della regata di inizio anno col kayak sull'Isonzo. Qui vediamo le immagini che abbiamo già visto prima dei droni che illuminano Go 2025, delle belle fotografie insomma di questa un po' notte alternativa con lo spettacolo di droni Go 2025. Questa una delle scritte create proprio dai droni in cielo sopra Piazza della Vittoria. Poi ancora Warhol fa oltre 2000 presenze, visitatori anche dall'estero. Questo è uno dei risultati appunto di questa grande mostra. Ieri era altra ottima giornata per l'esposizione in corso a Palazzo Atem-Spetzenstein. A breve sarà intensificata la promozione per quanto riguarda le affissioni. Noi invece abbiamo fatto il punto con l'assessore Giorgio Rossi, che sarà fra l'altro nostro ospite più tardi nel corso della trasmissione. Abbiamo fatto il punto, dicevo, del turismo e della cultura, delle iniziative realizzate durante tutto l'anno 2024 a Trieste, ed è stato un anno di bilanci sicuramente positivi. Sentiamolo ai nostri microfoni. È un anno di grande soddisfazione che si chiude in bellezza, basta girare la città e vedete che è piena. Un 2024 ricco di soddisfazioni per l'assessore a cultura e turismo del comune di Trieste Giorgio Rossi. Fra mostre, iniziative culturali, rassegne e spettacoli, la città raccoglie risultati convincenti. Il turismo è in crescita, fra italiani provenienti da altre regioni e stranieri sono in tanti che hanno scelto Trieste come meta per le loro vacanze. Oltre ad essere stati citati come prima città per la cultura, possiamo pensare di dire che il flusso turistico ha portato economia a Trieste, quindi la soddisfazione è grande perché non è semplice programmare in un'istituzione pubblica, non è semplice trovare le giuste risorse, ma direi che soprattutto i miei uffici hanno dato molto in questo periodo e hanno dato molto anche tutto l'entourage, le associazioni che hanno coorganizzato con noi degli eventi, gli spettacoli che abbiamo fatto, si pensi Trieste estate, 350 spettacoli, quest'anno avremo fatto più di 500 eventi. Inevitabilmente ora lo sguardo si posa sul 2025, ma, fa intendere Rossi, bisogna ponderare su come agire, salvaguardando il settore turistico che si deve specchiare con la realtà di Trieste, puntando alla qualità del servizio offerto. Quale sarà il 2025? Io mi auguro che sia sullo standard di questo, perché voi sapete che non è semplice raggiungere certe mete, è molto però anche facile anche ricadere, quindi il livello del flusso turistico deve essere un livello
salvaguardato, pilotato, non possiamo eccedere, dobbiamo soprattutto fornire qualità. La gente si aspetta, soprattutto i turisti, i servizi, quindi parcheggi, un'ospitalità degna di quello che è stato fatto in questi ultimi anni. Quindi è stato fatto un ottimo lavoro, io credo che il 2025 sarà altrettanto pieno di risorse e di iniziative. Queste le parole appunto dell'assessore alla cultura del comune di Trieste proprio sull'andamento dell'anno dal punto di vista sia turistico, appunto perché anche assessore al turismo e grandi eventi, e per quanto riguarda proprio la cultura e gli eventi organizzati nel corso dell'annata. Allora torniamo sul piccolo, andiamo ancora alle pagine di Monfalcone. Vediamo in compagnia portuale debutta il patto roster stop al lavoro a chiamata, una novità con il nuovo anno appunto per quanto riguarda il porto di Monfalcone, Porto Rosega. L'intesa raggiunta dopo un anno di trattativa tra azienda e CGIL Cisle Will, contropartita alla terza settimana flessibile un premio mensile di 250 euro. Questo accade appunto al porto di Monfalcone. La nuova organizzazione coinvolge 47 addetti, si punta ad allargarla a Midolini e Cetal. Sicurezza, tavolo con l'autorità portuale per un nuovo protocollo unitario, la ripresa del confronto dopo l'8 gennaio. Tra i punti l'eliminazione dei doppi turni, la tolleranza zero sull'alcol e l'obiezione di coscienza. Qui vediamo anche lo spettacolo in piazza della Repubblica a Monfalcone per fine anno e per l'inizio anno. Qui sopra vediamo appunto le foto della festa e poi anche nuovamente la notizia, colpita da un razzo al volto, perde un occhio a 18 anni. La ragazza portata al San Polo in auto dopo l'incidente al villaggio del Pescatore. L'ambulanza era impegnata nel soccorso di un giovane in coma etilico a Monfalcone. L'abbiamo già visto anche nell'edizione di Trieste perché è successo proprio al confine tra le due province o ex province. I pompieri intervenuti per una terrazza a fuoco, drone sopra la piazza, sequestrato. Vediamo l'impatto appunto col volto di questo fuoco d'artificio ha causato gravissime lesioni. I medici hanno tentato di salvare l'occhio sinistro della giovane invano, troppo ravvicinato il contatto col razzo, troppo inarginabile la lesione. Indagano i carabinieri della compagnia di Aurisina, hanno svolto i rilievi e provveduto al sequestro del materiale pirotecnico esploso recuperato in discreta quantità su quell'area evidentemente impiegata da più persone subito dopo mezzanotte. Stando a quanto trapelato ieri, la ragazza non aveva toccato il materiale pirotecnico esploso, invece nelle mani di un'altra persona. Dunque un imprevisto oppure un errore, la traiettoria seguita dal fuoco, quindi non stava armeggiando appunto con questo botto di Capodanno, ma è la conseguenza di un tragico errore evidentemente. Soccorre un'anziana e si imbatte nel figlio con una pistola finta, l'episodio che ha coinvolto un volontario della Croce Rossa in una casa. Resta sempre complesso l'intervento dei volontari della Croce Rossa, scrive, racconta il piccolo. È emerso solo ieri un episodio dai contorni inquietanti. Dunque un operatore nel fornire assistenza a casa di un'anziana che si era procurata la frattura a un'anca si è trovato di fronte il figlio quarantenne della donna che esibiva davanti ai suoi occhi sul tavolo una pistola, poi per fortuna rivelatasi fittizia, forse solo una scacciacani, ma comunque priva di tappo rosso, e per questo allo sguardo del volontario della Croce Rossa, di certo per mestiere non un perito balistico, a tutti gli effetti una potenziale arma da fuoco. Insomma, la disavventura capitata a un volontario della CRI. Qui vediamo in Aia di Monfalcone la primanata del 25, al San Polo un capodanno in versione rosa, e qui vediamo anche Marta e Elia. Qui dovrebbe essere appunto Marta ed Elia con il cappellino e la copertina azzurra,
Burri e facciamo gli auguri, perché non lo sapevamo, anche alla collega, ex collega anche di Tele4, che è la mamma evidentemente di Elia. Qui vediamo Alessandra appunto che con il marito presenta appunto il bimbo. C'è stata questa collaborazione anche appunto con Tele4, quindi auguri a tutte le mamme e a tutti i papà di questi nuovi nati. Allora, l'attacco della Lega: a Staranzano ci sono sempre meno bimbi, meglio chiudere il nido. Questo è l'attacco appunto della Lega a Staranzano. Turriaco: cambiano da oggi gli orari di uffici e sportelli, più flessibilità ai dipendenti. Il sindaco Pieri: i servizi sono garantiti su appuntamento. Rimaniamo in zona Gorizia-Monfalcone, perché nei giorni scorsi la europarlamentare Anna Maria Cisint si è proposta quale ambasciatrice di Go 2025 di Gorizia Nova Gorizia, per promuovere in Europa il territorio appunto isontino, proprio in occasione di questo importante anno, di questa importante annualità che è cominciata proprio ieri. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. La capitale europea della cultura rappresenta una straordinaria occasione per valorizzare e far conoscere in Europa il nostro territorio. L'europarlamentare Anna Cisint, in una conferenza stampa insieme al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, ha espresso la volontà di farsi ambasciatrice in Europa di Go 2025. È un'opportunità per il nostro territorio imperdibile. Voglio diventare l'ambasciatrice delle grandi opportunità appunto che Nova Gorizia in questo periodo di guerre rappresentano. È un territorio fantastico che va rappresentato e raccontato in Europa, dove sto costituendo il gruppo interparlamentare per questa finalità, con la presenza dei 2 sindaci sia a Bruxelles che a Strasburgo, per un evento molto importante, ma anche sul territorio. La capitale della cultura, Nova Gorizia, Gorizia, è la prima transfrontaliera che ha premiato la volontà delle 2 comunità di superare le drammatiche divisioni, le contrapposizioni del passato, trasformando il confine da tragico teatro di guerra a laboratorio di pace. Il sindaco Ziberna ha accolto con favore la proposta dell'europarlamentare, sottolineando come sia importante che il messaggio di Go 2025, premiato dall'Europa, possa trovare ulteriore voce nell'ambito del Parlamento europeo. Una sorta di campagna promozionale di Gorizia, Isontino e della regione, del territorio della capitale europea della cultura 2025, Nova Gorizia e Gorizia, a Bruxelles e a Strasburgo, ma non solo, anche nel resto del collegio. Queste le parole appunto dell'ex sindaco da una parte, dell'attuale sindaco invece di Gorizia, l'ex sindaco di Monfalcone, su Go 2025. Allora torniamo a leggere il giornale, qui siamo sul Corriere della Sera, vediamo il discorso appunto del presidente Mattarella: il rispetto, la speranza e l'urgenza della pace, le parole di Mattarella. Nel messaggio di fine anno anche la preoccupazione per Cecilia Sala, il plauso bipartisan. La notte di Natale Papa Francesco ha aperto il giubileo facendo risuonare nel mondo il richiamo alla speranza, ha detto Mattarella. Quelle di questa sera sono ore di speranza nel futuro, nell'anno che viene. Tocca a noi saperle tradurre in realtà. E qui ha citato anche Semmi Basso, Giulia Cecchettin, di Semmi Basso ha detto: le sue parole insegnano a vivere una vita piena oltre ogni difficoltà. Di Giulia Cecchettin: orrore per la sua inaccettabile sorte di tante altre donne uccise dalla barbarie di uomini. Tutti chiamati ad agire. Nell'agenda del Presidente la scelta dei temi concreti e la sua idea di patriota. Per il Colle lo è anche chi viene da lontano e ama l'Italia. Anche il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha voluto dare il suo messaggio di fine anno e di augurio per il nuovo anno attraverso anche i nostri schermi, quindi abbiamo trasmesso il messaggio del Presidente proprio martedì sera, l'ultimo giorno dell'anno. Allora risentiamo un brevissimo estratto proprio dell'inizio del suo discorso. Una strada che ha permesso a questa regione di crescere e di avere nuove opportunità per quanto riguarda investimenti, per quanto riguarda posti di lavoro, per quanto riguarda diritti che vengono garantiti attraverso le misure che abbiamo messo in campo in questi anni. E abbiamo confermato anche nell'ultima legge di stabilità approvata proprio al termine di quest'anno.
Sicuramente ci troviamo di fronte a un periodo difficile a livello internazionale, un periodo che vede guerre scoppiare, che vede tensioni internazionali mettere a rischio rapporti commerciali e opportunità di lavoro, che vede l'Occidente difendere la democrazia, la propria libertà rispetto ad altri stati che invece la libertà la conoscono poco, ma che usano la forza per imporre le loro soluzioni e per imporre il loro dominio. Per questo abbiamo creduto moltissimo in questi anni, anche partendo dalla regione, ovvero dai territori, la volontà di rafforzare le connessioni, i collegamenti e i rapporti con i partner occidentali e delle democrazie occidentali. Questo ovviamente porta opportunità importanti. Basti pensare alle nuove connessioni che esistono fra le nostre imprese e gli Stati Uniti, stiamo lavorando con il Giappone, ovviamente anche con tutti i paesi europei. Oppure alle opportunità di lavoro che ci possono essere e di ricerca che si possono creare attraverso le università e tutti gli enti di ricerca che insistono tra i nostri paesi. Queste alcune appunto le parole proprio di avvio del discorso di fine anno del Presidente Fedriga. Allora torniamo sul Corriere della Sera, vediamo in primo piano l'attacco negli Stati Uniti, auto piomba sulla folla, terrore a New Orleans, 15 morti, ucciso il killer, un texano con la bandiera dello Stato islamico. Questo è quello che è successo appunto negli Stati Uniti. Si ricorda sul Corriere curiosamente anche che nella stessa città è avvenuta anche la scomparsa di Ilenia Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power. Dal World Trade Center alla stagione dei 1000 tagli, gli USA e la minaccia interna, la scia di sangue dei jihadisti, suprematisti e lupi solitari. Vediamo, viene analizzata un po' tutta la storia di questi casi. L'esercito, i divorzi e quel video del veterano Jabbar sono dell'ISIS, aveva indossato la divisa per 10 anni, questo è il profilo dell'attentatore. L'attacco degli Stati Uniti, il pick-up a noleggio, l'azione taglia erba, ecco come ha pianificato il massacro. L'attentatore ha adottato una tattica comune, ma aveva con sé anche ordigni rudimentali. Il colpo in una data simbolica per dare un messaggio. Ancora ISIS, da al-Baghdadi fino alla Louisiana, gli attacchi all'ombra del califfato non sono mai finiti. Qui vediamo appunto un'immagine di un miliziano dell'ISIS. Esplode una Tesla, un morto a Las Vegas, si indaga per terrorismo davanti all'hotel di Trump. Gas russo, chiusa la via ucraina, Picchetto rassicura scorte adeguate, per le bollette possibili rincari del 30%, Besseghini, Arera, livello di attenzione alto, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, Arera, svolge l'attività appunto di regolazione e controllo su energia, gas, acqua, rifiuti. Dopo l'Ungheria, Unione Europea, la presidenza di turno tocca ora alla Polonia. Ancora sempre sul Corriere della Sera, l'Italia, liberazione immediata di Sala, la nota della Farnesina consegnata al governo iraniano chiede garanzie sulle condizioni di detenzione. Abbiamo visto che qui vediamo un'immagine insomma simbolica, Free Cecilia Sala. Ma abbiamo visto il racconto, ecco qui dormo per terra in cella e mi hanno tolto anche gli occhiali, per chi vede poco è davvero una situazione drammatica, le telefonate shock di Cecilia, ieri le chiamate a madre, padre e compagno, nuovo appello, fate presto, nessun pacco con i beni di prima necessità come aveva riferito il regime, quindi Cecilia Sala, 29 anni, giornalista del Foglio e di Coramedia, è stata arrestata in Iran il 19 dicembre. Nella cella lunga quanto lei sdraiata, Cecilia Sala non ha un materasso e dorme per terra su una coperta. Ne ha un'altra di coperta per proteggersi dal freddo di Evin che è pungente e doloroso, dicono le detenute iraniane, e congela. Cecilia Sala non vede nessuno dal 27 dicembre, dal giorno in cui ha incontrato l'ambasciatrice Paola Amedei.
non vede nemmeno le guardie che la spiano e la controllano perché le passano il cibo, molti datteri, da una fessura della porta. Non ha ricevuto nessun pacco, nessun panettone, nessun cioccolato, né sigarette, né maglioni, né i 4 libri che già immaginavamo tra le sue mani, né la mascherina per proteggersi dalla luce al neon accesa 24 ore su 24, né beni di prima necessità. Anzi, a Cecilia Sala sono stati confiscati anche gli occhiali da vista. L'unico particolare che per la famiglia della giornalista in cella in Iran dal 19 dicembre aveva l'ombra di una rassicurazione era quella frase pronunciata dalle autorità subito dopo l'arresto: tratterremo la reporter italiana in modo dignitoso, ora lo sappiamo, non va così, quindi la situazione è drammatica. Abbiamo già visto il discorso appunto di Sergio Mattarella, del Presidente della Repubblica, l'emergenza, liste d'attesa e cure, la sanità in crisi, dalle prenotazioni ai LEA perché la riforma del governo non decolla, ne ha parlato anche il Presidente Mattarella appunto nel suo discorso, le disparità tra regioni, l'appello appunto del Presidente. Andiamo ancora avanti, agli esteri, Scholz e il futuro della Germania, non sarà Elon Musk a decidere. Il cancelliere uscente replica gli insulti dell'imprenditore che appoggia AfD in vista del voto. Incontri vietati e infrazioni, così Alemanno è finito in carcere. L'ex sindaco di Roma era affidato ai servizi sociali dopo una condanna a 22 mesi. Ex ministro dell'agricoltura durante uno dei governi Berlusconi, ex sindaco di Roma, ma in primo luogo militante della destra sociale, Gianni Alemanno, 66 anni, torna in carcere per volontà del Tribunale di sorveglianza che ritiene il suo percorso presso i servizi sociali, la comunità di accoglienza di Suor Paola D'Auria, viziato da comportamenti dubbi e illeciti inequivocabili. Questo è accaduto, il Tribunale ha deciso questo, contrario alle regole, la frequentazione del pregiudicato Paolo Colosimo. Qui vediamo l'ultimo post sui social di Alemanno. Il vice premier Salvini ritorna sull'obiettivo Viminale, chissà un domani. Poi ancora dalla Croce Celtica al Ministero e poi il caos della neve a Roma, vita controversa di Gianni con Meloni, poi contro l'intelligenza con il nemico storico Rizzo. Qui vediamo alcune immagini della carriera politica di Alemanno. Sull'alluvione c'è una novità, l'ok di De Pascale a Curcio, il commissario scelto dalla Premier dopo una telefonata con il governatore. Qui ci sarà appunto domani nel primo set dell'anno l'intervista a Giorgia Meloni, il suo 2025, quello è il titolo. Panico in strada, accoltella 5 persone, ucciso a colpi di pistola dal maresciallo dei carabinieri, successo a Rimini, ne abbiamo già parlato, egiziano di 23 anni, aggredisce i passanti nella notte di San Silvestro, in tasca aveva il Corano. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con il nostro primo ospite, Diego Moretti, consigliere regionale del Partito Democratico. Bentornati in diretta, allora diamo subito il buongiorno e il buon anno a Diego Moretti, consigliere regionale, Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno e buon anno a voi. Grazie di essere qui, consigliere regionale, ma anche appunto sappiamo candidato alla corsa, insomma, al sindaco di Monfalcone. Allora Diego Moretti, iniziamo subito il nuovo anno con magari un piccolo bilancio di quello che è stato l'anno passato, ma magari anche un po' i buoni propositi, no? Per il nuovo anno, che cosa c'è da fare qui nella nostra regione? Abbiamo visto poco fa anche uno stralcio del discorso del Presidente Fedriga, insomma quali sono le indicazioni secondo lei, le urgenze? Ma guardi, le urgenze sono quelle di un bilancio regionale mai così ricco, questo credo l'avete detto anche in questi giorni, guardando anche una rassegna
della trasmissione che avete fatto voi di fine anno rispetto a quello che è stato un anno di cronaca, per cui sicuramente le risorse ci sono. Il tema vero è come nel resto d'Italia e in Europa c'è una crisi economica che incombe in maniera seria, che in alcuni settori è già presente da qualche mese, e c'è un problema che è stato peraltro richiamato anche dal Presidente della Repubblica, che riguarda il sistema sanitario nazionale e all'interno di questo anche il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia, che come noto è un sistema sanitario che ci paghiamo interamente, ma che vive le difficoltà, i problemi, le oggettive situazioni che vivono anche gli altri sistemi sanitari delle altre regioni, con l'aggravante da noi che appunto pagandocelo da solo finora insomma, chi ci governa non è riuscito a incidere autonomamente rispetto ad alcuni temi. Penso alle liste d'attesa piuttosto che alla carenza di medici famiglia, piuttosto che al fatto che in questa regione, forse più che in altre regioni, si è assunto, ma non si riesce ancora a definire alcune questioni che secondo noi sono invece importanti, che sono state frutto anche di proposte nell'ultima legge finanziaria puntualmente bocciate. Allora, se su questo il Presidente, l'unica sua preoccupazione è che l'opposizione o i comitati si mettano di traverso, credo abbia sbagliato del tutto, per cui a me dispiace, ma lezioni dal Presidente della Regione che non più tardi di 8 anni fa, 9 anni fa, quando noi facciamo una riforma che in una situazione completamente diversa incise, ce ne siamo resi conto in maniera importante sul sistema sanitario, ma quella riforma la Regione non ha dato, sostanzialmente non c'è stata alcuna modifica. Io credo che lezioni da chi ha agitato comitati per una chiusura del punto nascita, ad esempio a Gorizia, che faceva 200 parti all'anno, che oggi è al di sotto di ogni qualsiasi soglia di sicurezza, ma allora si agitarono le piazze. Io stesso venni denunciato da una formazione di estrema destra perché avevo detto che quello che è successo in Consiglio Comunale a Gorizia, con peraltro anche un'aggressione, insomma spintoni e quant'altro, alla Presidente della Regione Deborah Serracchiani, era un atto squadrista. Io venni querelato, poi quella querela arrivò in tribunale e ci fu una soluzione, un'archiviazione piena, perché il fatto non sussisteva. Voglio dire, abbiamo dimenticato tutto e oggi in una situazione completamente diversa, con fondi inesauribili, situazioni nelle quali la Regione è potuta intervenire grazie al fatto che ha tanti soldi. Insomma, l'unico problema del Presidente è che guai se ci saranno contestazioni. Trovo inaccettabile, ripeto, dal Presidente non accettiamo lezioni su questo, perché il primo a doversi fare l'esame di coscienza è lui, la sua coalizione, che a Gorizia agitava i comitati che poi sono scomparsi, che però a Gemona portava Salvini con riapriamo Gemona, con la maglietta riapriamo Gemona, che non è stata mai riaperta. Questo tanto per riportare un po' di verità nelle cose. Fra l'altro della sanità, insomma, ha parlato anche il presidente Mattarella, no? Citato proprio tra le cose che non vanno, tra le ombre, no? Perché ha parlato di luci e ombre per l'Italia che entra nel 2025, ha parlato anche appunto della sanità. Guarda, il sistema sanitario nazionale ci viene invidiato in tutto il mondo, questa universalità per cui anche chi non ha mezzi finanziari può curarsi. Credo è un patrimonio che dobbiamo preservare e sono convinto che sia questo l'impegno di tutti. Però che ci siano situazioni per le quali c'è chi rinuncia alla cura perché non ha i soldi o rinuncia a visite specialistiche perché sa che oggi quella visita viene effettuata tra un anno e mezzo o 10 mesi o 12 mesi, crediamo sia
inaccettabile. Allora anche la collaborazione col privato convenzionato ci sta, ma sulla quale il pubblico deve avere pieno governo e pieno coordinamento. Allora io credo che il Presidente della Repubblica, che insomma credo tutti apprezziamo, anche il discorso di fine anno di l'altro ieri l'ha confermato, conosce bene la realtà del Paese e giustamente solleva quelle che sono le cose su cui chi governa, indipendentemente da chi sia, cioè dalla coalizione che governa, debba concentrarsi. Ha citato i punti nascita, oggi naturalmente sul giornale ci sono tutti i primi nati, in realtà sono quasi tutte prime nate del 2025. Abbiamo visto soprattutto a Monfalcone, fra l'altro, no? Il punto nascita di Monfalcone, tra l'altro appunto vediamo Inaia di Monfalcone, la prima nata del 25, da una famiglia di origine bengalesi, poi al San Polo un capodanno in versione rosa, c'è stato anche Elia, figlio della nostra collega Alexandra Del Bianco, alla quale naturalmente facciamo i nostri migliori auguri, anche a tutte le altre mamme e agli altri papà, e poi a Trieste abbiamo visto invece la nascita di Vittoria, prima nata nella cinquina dei primi nati del 2025. Lei ha fatto bene a rimarcare questo, che è frutto della società che sta cambiando anche nella nostra regione. Allora le due mamme di Trieste, ma la prima nata in Friuli Venezia Giulia, che è di origine di una famiglia del Bangladesh. Credo che anche questo debba farci tornare alla realtà sul fatto che, e lo dimostrano i dati, che credo il 29 e 30 erano stati pubblicati, dei nati in regione, e che dicono che il 40% dei nati nel punto nascita di Monfalcone sono di famiglie del Bangladesh, peraltro in calo rispetto agli anni precedenti, dove la percentuale era leggermente superiore. Questo è il dato, cioè senza l'apporto delle famiglie del Bangladesh, il punto nascita di Monfalcone, voglio ricordarlo a chi parla di una presenza ingombrante, difficile, il punto nascita di Monfalcone deve sotto i 500 parti, il che significa che sotto i 500 parti sei a rischio sicurezza per le mamme che devono partorire, e quindi sei a rischio chiusura, cosa che sembra la regione non stia facendo ad esempio per il punto nascita di Latisana. Allora, che è sotto i 500 parti e che sembra non essere oggetto di chiusura in quelli che sono... C'è stata una deroga, no? È stata chiesta, perché poi il Ministero valuterà quella che è la richiesta di deroga, che peraltro il Veneto ha chiesto per Portogruaro, che è al confine col Friuli Venezia Giulia, certo. Per cui valuterà il Ministero, però anche lì vorremmo capire quante sono le mamme del Friuli Venezia Giulia che vanno a partorire a Portogruaro, pur in presenza di un punto nascita esistente all'Artisana. Questo è un dato che ancora noi non sappiamo. Allora io credo che prima di chiedere deroghe sarebbe utile conoscere i dati, perché quelli sono, voglio dire, il faro per poter anche arrivare a determinate decisioni. Discorso completamente diverso è il discorso della montagna, e quindi dell'ospedale di Tolmezzo, che essendo a servizio, che essendo a servizio della montagna, quindi in un territorio già di suo marginale disagiato, per ovvie ragioni, ha bisogno di una deroga, perché effettivamente in quel territorio non ci sarebbe alta possibilità di servizio, perché è inimmaginabile far andare le mamme a partorire ad esempio a Udine con quelli sì rischi per la sicurezza dei nascituri e delle mamme. Allora, ci scrivono i nostri telespettatori, ci scrive Roberto, ci segnala: buongiorno e buon anno a tutti, da tanto tempo il nuovo tetto del futuro asilo di Roiano di fronte al capolinea degli autobus è pieno d'acqua, ci segnala. Grazie della segnalazione, cercheremo di capire insomma cosa succede. Questa è una struttura nuovissima, no? Deve partire a breve, c'è anche il problema appunto del dibattito in Consiglio Comunale qui a Trieste, se
e la Giunta insomma lo vuole in parte ai privati e in parte pubblico. Guarda, questo è un tema che è presente in tutto il territorio regionale, esatto, quello della gestione. È chiaro, ciascuno valuta sulla base di quelle che sono appunto le situazioni dello specifico territorio. È chiaro, so che insomma poi voi fate anche questo servizio pubblico da tramite nei confronti, no? Esatto, di segnalazione nei confronti dell'amministrazione comunale, ed è bene che i cittadini segnalino, perché questo aiuta anche chi amministra a intervenire. È chiaro che di fronte a una struttura pubblica costata magari anche diversi milioni di euro, da poco finita e nuova, ci siano già problemi di tipo strutturale. Io credo che questo non sia accettabile. Allora, c'è Pierpaolo che scrive una lunga mail, usa anche dei termini insomma non riferibili, diciamo, in televisione in qualche caso, in altri casi insomma un po' eccessivi, però punta l'attenzione sul Capodanno in piazza e dice lui clandestini, se ne è parlato molto, no? in questo Capodanno, soprattutto lo impressiona il fatto che in molti casi ci sia stato disprezzo alle nostre leggi, dice, arrampicati sui monumenti alla patria, sventolando bandiere con simboli islamici, incitando alla violenza, all'odio razziale, religioso. Insomma, questo lo ha impressionato. Poi l'assenza insomma delle forze dell'ordine nel caso. Ma guardi, io non so il caso di Trieste, io so che a Trieste no, in realtà parlava di Milano, un po' in tutta Italia. Non lo so, io so che in tutta Italia sì, le forze dell'ordine, soprattutto dopo gli ultimi casi, gli ultimi anni, nei quali anche ci sono stati casi di vandalismi e anche rischi di infiltrazione di tipo delinquenziale, terroristico, so che le forze dell'ordine sono sempre presenti in forze in questi casi. Poi i casi citati dal Signore onestamente non li conosco. Il tema dell'imbrattamento dei monumenti, ahimè, non è solo degli stranieri o dei clandestini, ahimè, e di tanti. Se poi dentro queste situazioni ci sono anche incitamento all'odio razziale, c'è l'esposizione di simboli magari legati all'ISIS e quant'altro, è giusto che vengano perseguiti, perché questi sono atti contrari alla legge. Assolutamente. Vedendo anche, tornando appunto sul giornale, sempre nelle pagine dell'Isontino, ci ha colpito anche la novità che viene raccontata oggi sul Piccolo per quanto riguarda il porto di Monfalcone. Vediamo, in compagnia portuale debutta il patto roster, stop al lavoro a chiamata, quindi l'intesa raggiunta dopo un anno di trattativa tra l'azienda e i sindacati, CGIL, CISL e UIL, contropartita la terza settimana flessibile, un premio mensile di 250 euro. Insomma, l'accordo è una cosa positiva per i lavoratori del porto? Ma credo proprio di sì. Da quello che si legge, perché poi bisognerebbe leggere l'accordo nel suo insieme, ma quindi da quelle che sono le dichiarazioni dei rappresentanti sindacali, sicuramente si dà maggiore stabilità al rapporto di lavoro contrattuale dei lavoratori del porto di Monfalcone in questo caso. Ricordo peraltro che su questo tema un ruolo importante lo svolgono i terminalisti del porto, ma lo svolge anche l'autorità del sistema, che da 8 anni è comune tra Trieste e Monfalcone. È una delle questioni che insomma a suo tempo, sono già 8 anni. A suo tempo, sì, perché la riforma portuale del 2016, allora il centrodestra contrastò perché la ritenne un passo indietro. Invece io credo che questi 8 anni sono stati anni importanti, nei quali entrambi i porti sono cresciuti, ma anche sono state fatte politiche virtuose nell'ambito della internalizzazione di alcuni servizi, per cui si sono eliminati determinati appalti e si è portato tutto dentro alla struttura dell'autorità del sistema e quindi alle
insomma, in questo caso compagnie portuali, o comunque i terminalisti che hanno dipendenti propri e lavorano con dipendenti propri rispetto a quello che è un movimento traffico che nell'ultimo tempo, per le crisi internazionali, il canale di Suez, gli attacchi terroristici che subivano le navi proprio in corrispondenza del canale, dell'imbocco al confine con lo Yemen, quindi gli attacchi terroristici degli Houthi, insomma, ha creato una difficoltà nel movimento traffici che ahimè è calato nell'ultimo periodo, ma che in questi anni ha visto a Trieste e Monfalcone un progressivo aumento, quindi io credo che da questo punto di vista l'accordo sindacale sia positivo. Sia una cosa positiva, sì, insomma, per il prosieguo poi dell'attività. Il fatto che è durato un anno, gli incontri si sono svolti, vuol dire che non è stato semplice, ma che però ha creato, insomma, un accordo importante e positivo. Allora, ci scrive Emma dicendo quanto è meglio Trenitalia piuttosto che l'automobile, insomma ci racconta entusiasta di questa sua esperienza, ha preso il treno, dice una meravigliosa esperienza che non si può perdere, assieme a turisti, studenti, pendolari, chissà quante altre vite al sicuro in queste stupende carrozze, treni moderni che soffiano poco di più di una macchina elettrica, la temperatura giusta del clima, finestrini enormi per godersi la visuale, insomma un'esperienza positiva, la riportiamo spesso. Magari notiamo più lamentele, questa volta Emma ci ha scritto poltrone comode, emozionante il fischietto di partenza, mi sembra di essere tornata giovane di tanto ma più consapevole delle cose belle e vere, ci fa piacere, insomma, grazie. Confermo, io di questa bella non sono un grande utente dei treni, ma posso portare anche io un'esperienza personale, per cui, ecco, quindi ha ragione, insomma, la signora per Emma. cui su certe tratte è comodo ed è molto più sicuro dell'auto, che a volte, insomma, sei anche soggetto al traffico, alle code, ai rallentamenti. Quindi è vero, quindi salutiamo anche la signora Emma che insomma, ha voluto fare questo elogio del treno. Tornando alle notizie nazionali ed internazionali, qui vediamo appunto sul Corriere della Sera la testimonianza drammatica di Cecilia Sala, l'ha citata anche il Presidente Mattarella, ma in questi giorni insomma se ne parla molto, ha raccontato al Corriere: dormo per terra in cella, mi hanno tolto anche gli occhiali, le telefonate shock di Cecilia, ieri le chiamate a madre, padre e compagno, nuovo appello, fate presto, nessun pacco con i beni di prima necessità, come invece aveva riferito nei giorni scorsi il regime. Insomma, una situazione preoccupante che rischia di protrarsi anche per un po' di tempo, no? Guardi, questo mi fa pensare due cose, premesso che sono d'accordo con le autorità governative italiane che dicono meno se ne parla in maniera sguaiata meglio è, quindi insomma la nostra non può essere che ovviamente solo una riflessione. Primo che nonostante gli sforzi l'Iran si conferma un regime illiberale ed è una dittatura. È vero. Perché lì Cecilia Sala era entrata in paese con un regolare visto giornalistico, con delle persone che quindi era pienamente in regola. La seconda questione è che l'abbiamo scoperta insomma, subito dopo questo incomprensibile arresto, perché ancora oggi non c'è nessun capo di imputazione preciso, se non quello di aver violato le leggi islamiche, che francamente non vuol dire nulla. Se pensiamo alle nostre situazioni di regime liberale e di Stato democratico, è che Cecilia Sala si è trovata temporalmente in uno scambio con un cittadino iraniano che, facendo il parallelo del trattamento carcerario in Iran e in Italia, seppure pensiamo che in Italia il trattamento carcerario giustamente di uno Stato democratico è completamente diverso. Assolutamente, per cui è vero, quindi lì non ha un materasso dove dormire, lì non ha nulla per cui possa leggere, gli hanno addirittura tolto
le hanno addirittura tolto gli occhiali da vista. Gli occhiali da vista, sì. Per uno che non vede credo sia una menomazione incredibile. Il cittadino iraniano accusato, per cui si vedrà se queste accuse sono reali, sono vere, che arrivano dagli Stati Uniti, di collaborare, di fare attività di spionaggio contro gli Stati Uniti, ovviamente è trattato come è giusto trattare un qualsiasi cittadino che è prigioniero in uno Stato democratico, in attesa che il Tribunale si esprima rispetto alla richiesta di estradizione e quant'altro. Io credo che su questo dovremmo riflettere. Però, come si usa dire in questi casi, e come le autorità del Ministero degli Esteri, il ministro Tajani in primis ha chiesto, credo sia il momento della sobrietà, della discrezione, nel momento in cui probabilmente si sta trattando a livello governativo per liberare una cittadina italiana all'estero. Credo che questo è sempre stato fatto, debba continuare a essere fatto, perché l'incarcerazione di un cittadino italiano che non ha alcuna colpa sia francamente inaccettabile, debba essere all'attenzione primaria di chi, ripeto, governa. La diplomazia italiana è una diplomazia capace di lavorare in queste condizioni ed è giusto che lavorino. Questo non significa che l'opinione pubblica non può esprimersi, però io credo che dobbiamo fare di tutto perché Cecilia Sala ritorni a casa, ai suoi affetti, al suo lavoro, perché francamente è quello l'obiettivo, essere accusati di nulla non è accettabile. In un paese, insomma, l'abbiamo detto, così complicato, così difficile. Allora, torna invece su tutt'altro tema la signora Sonia, sul dibattito anche degli ultimi giorni, sui botti, sui fuochi d'artificio dell'ultimo dell'anno. Dice riferimento a tutte le lamentele per i fuochi d'artificio dell'ultimo anno, perché gli animali si spaventano. Vi racconto la mia esperienza. La notte dell'ultimo ho avuto la brillante idea di andare in piazza qui a Trieste per vedere i fuochi. Posso dire di aver avuto paura per i tanti botti fatti dalla gente comune, troppo pericolosi e molto rumorosi, sembrava di essere in guerra, tutto molto esagerato, dice la signora Sonia. Visti i fuochi siamo tornati subito a casa e tornando a casa a piedi non è stato piacevole, troppi botti, anche in questo caso veramente pericoloso, assicuro mai più. Colgo l'occasione per augurare a tutti buon anno. Grazie Sonia, buon anno naturalmente anche a lei, ci dispiace insomma di questa esperienza negativa. Dice lei bene lo spettacolo, no? Lo spettacolo organizzato dal comune, ma i botti dei privati, i petardi eccetera. Guardi, qua entriamo nell'ambito della responsabilità personale, perché in luoghi affollati usare botti, magari avere delle bottiglie di vetro che ti possono cadere, magari avere, insomma, fare esplodere petardi più o meno grossi in luoghi affollati può creare banalmente panico. Infatti, panico con situazioni di pericolo, quindi qua si entra però nell'aspetto personale. Poi sappiamo che nel nostro paese, in alcune zone, in particolare del sud Italia, si usa anche sparare in aria, e poi abbiamo visto in passato, un numero esagerato, insomma, mi pare che un falcone, una ragazza rischi di perdere, l'ha perso, infatti ha perso l'occhio, insomma, io credo che sia una cosa inaccettabile per una persona nel 2024, ecco, dove i petardi hanno delle misure anche di sicurezza, insomma, sono costruiti in maniera tale da poter essere utilizzati in sicurezza, cioè io credo che su questo dovremmo essere tutti attenti. Poi abbiamo detto che anche in Germania 5 morti per i botti di Capodanno, 30 feriti in Italia, cioè credo che su questo
veramente dovremmo avere un'attenzione maggiore, ecco, ma Allora. anche il senso di responsabilità del singolo cittadino. È vero. Allora sentiamo la telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Tele4. Ho Buongiorno. due domande per il suo ospite. Prego. La prima, se il suo paese venisse invaso da un nemico, le farebbe piacere che altri paesi le inviassero dei mezzi per potersi difendere, sì o no? Secondo, non pensa che se venisse chiuso il centro in Albania come voi auspicate, sarebbe come incentivare le partenze di migliaia di extracomunitari? Non penso che si risparmierebbe molto, visto quanto si spende per ognuno, e comunque forse si eviterebbe di vederli gironzolare col telefonino in mano e spesso col coltello in tasca. La città, secondo lei, è sicura? Grazie, e poi, signora. ultimo, cosa ne pensa di mettere in Parlamento gente come la Salis? Grazie. Vabbè, ma questa è Tele4, una terza buongiorno. domanda, va bene, grazie signora, buona giornata. Guardi, parto dall'ultima domanda. Sì. Un altro partito rispetto al Partito Democratico ha ritenuto di candidare Cecilia Salis. Cecilia Salis è stata eletta, Cecilia Salis adesso gode dell'immunità come godono altri parlamentari europei che magari avevano medesimi problemi o simili problemi, e quindi è stata fatta uscire dal carcere. Io non l'avrei candidata, ma questa è un'opinione ovviamente personale. La prima domanda era quella relativa all'Ucraina. Esatto, sì, se io faceva credo, l'esempio, insomma, se fosse l'Italia a essere invasa. il Parlamento ha votato a grande maggioranza sempre l'invio di armi e di aiuti militari all'Ucraina, credo sia corretto, perché quello che ha fatto la Russia di Putin è un atto di guerra nei confronti di uno Stato sovrano. Quindi se la domanda era quella che condividevo o meno, condivido. La seconda domanda era relativa sull'Albania. Guardi, i 2 centri in Albania sono costati 1 miliardo di euro finora e costeranno ancora di più nel caso in cui sarebbero utilizzati. Quanti sono gli stranieri che sono stati messi lì? Una ventina, mi pare. Adesso sembra che torneranno. Nel frattempo abbiamo tolto poliziotti dalle strade italiane per metterli in Albania e fare, come abbiamo letto, vacanza, perché hanno fatto vacanza. Credo che quei centri lì in Albania non servono a nulla se non a togliere in maniera ipocrita il pensiero che mandandoli in Albania non siano soggetti più alle situazioni italiane, ma come è noto e come è normale, soggiacendo a quelle che sono le leggi italiane, se un tribunale italiano determina che quella persona non deve stare in quel centro, deve tornare in Italia. Io credo invece, e sono d'accordo con la signora, sull'unica cosa, che il fatto di vederli in giro senza far nulla sia deleterio per tutto, non solo per la loro anche dignità, ma anche per la sicurezza del paese, che questi andrebbero in qualche maniera impiegati in lavori, chiamiamoli utili alla società, pulizia delle strade, insomma, perché non è accettabile, questo sono d'accordo, che siano lì senza alcun controllo rispetto al fatto che comunque se avranno diritto all'asilo saranno rifugiati politici e potranno muoversi liberamente, piuttosto che invece girare a vuoto nei paesi, nelle città, e guardare quello che succede, come nel caso del Silos, dove abbiamo fatto la grande operazione mediatica, ma dopo qualche settimana mi pare anche voi insomma, dimostrati. Non al Silos, ma poco distante. Insomma, poco distante, certo, non sono più lì, sono da un'altra parte, in Porto Vecchio, ma sono di fatto di nuovo in una situazione che non è francamente accettabile. E poi non è accettabile, visto che il tema è un tema europeo, che altri paesi dell'Europa facciano finta che il problema non esiste e non vogliono prendersi una quota parte degli immigrati che arrivano in Italia o in Grecia. Infatti, assolutamente. Credo di sì, insomma. Ecco. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo.
Bentornati in diretta, 8:37 del mattino in questo 2 gennaio. Allora abbiamo subito una telefonata, siamo in compagnia di Diego Moretti, consigliere regionale. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno e buongiorno, un buon proseguimento a lei Bucarella, alla redazione, gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno a lei e tanti auguri. Grazie tante. Ecco, io volevo prendere spunto, prendere appiglio su una frase che ha detto il gentile ospite, che la reputo non grave, gravissima, in quanto ha dimostrato di accettare un pensiero che naviga, me lo passi il termine, nell'ambito della classe politica e non nella popolazione. Quello che la guerra è stata provata dal Parlamento e abbiamo inviato, stiamo inviando armi all'Ucraina. Allora, nella Prima Repubblica, la caratteristica che aveva la Prima Repubblica con tutti quanti i suoi difetti era quella che di starsene alla larga dalle beghe internazionali. Non andava a battare il garetano Netanyahu e neanche faceva il servo sciocco agli americani, ma si limitava semplicemente a stare nella larga e a fare i propri affari. Infatti avere il passaporto italiano all'epoca significava avere una sorta di tranquillità nel muoversi in giro per il mondo, cosa che non potevano fare né gli americani né gli inglesi. Ora, ringraziando questo governo con i suoi complici, di cui il PD ne è anfitrione di questa situazione, ora andare in giro per il mondo essendo che quel passaporto è italiano per essere italiani è diventato pericoloso. Il punto è che centro-destra e centro-sinistra sono due facce di una stessa medaglia, ormai è all'occhio di tutto, perché non me la posso aspettare che il centro-sinistra foraggi l'Italia, se non ci fosse un accordo politico tra centro-destra e centro-sinistra, cioè uno fa la guerra e l'altro raccoglie gli immigrati, tutti e due guadagnano. La soluzione sarebbe, e questo ve ne guardate voi, centro-destra e centro-sinistra, e dopo chiudo, la soluzione sarebbe quella di abbassare le soglie di accesso per le nuove forze politiche che vogliono entrare in Parlamento, perché voglio ricordare che Matteo Renzi per prima cosa, prima di andarsene via, le ha alzate in maniera paurosa, approfittando sul fatto dell'apatia dell'italiano, e dopo chiudo, di cui il 70% degli italiani sono funzionalmente analfabeti. Cioè di tutto quello che ho detto il 70% della platea non ne capisce niente, statisticamente parlando. Grazie della telefonata, piena di... Allora, tanta carne al fuoco, no? in questa telefonata, come la vuole commentare Moretti? No, allora, i paragoni con la Prima Repubblica sono sempre difficili in contesti molto diversi. Credo che in questo caso, di fronte a un'invasione di uno Stato libero, democratico come è l'Ucraina, aver già accettato 7-8 anni fa l'invasione del Donbass, dell'Alta Repubblica della Crimea al confine con la Russia, da parte dell'Occidente ha determinato un'ulteriore situazione per cui il presidente Putin ha ritenuto di andare avanti militarmente invadendo tutta l'Ucraina e puntando alla capitale nel giro di pochi giorni, perché questo era quello che è successo a febbraio del 2022, e far finta che questo non esista, io personalmente lo trovo sbagliato. Allora, non facendo sconti a questo governo su nulla, però ritenendo che questa sia una politica che peraltro viene portata in continuità con il governo che c'era da febbraio del 2022 e facendo parte di una alleanza militare difensiva che è la NATO, l'Italia non può sottrarsi a questo. Ecco, se vuole essere una potenza di riferimento o comunque uno stato di riferimento anche rispetto al tema delle politiche di difesa, il problema vero è che l'Europa manca di una difesa comune e quindi
di una politica comune che tutti i paesi europei fanno nel momento in cui accadono queste cose. La Francia va per conto suo, la Germania va per conto suo. Sì, io credo che questo non sia accettabile. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Luisa. Luisa, buongiorno. Buongiorno. Buon anno. Auguri, dai. Buongiorno. Ecco, sì, parliamo di questi bottini. Adesso se finì il Capodanno e si è fatto, no? Sì. Ecco, volevo parlare dei poveri poliziotti e carabinieri. Ma se mai possibile questi poverini poco pagati, va incontro di questi delinquenti che veramente sento per televisione come l'ultimo, che un musulmano, non so di dove, che coltella 5-6 persone e il carabinieri era costretto, perché gli era anche lui ferito, a sparargli. Ma allora per cosa porta la pistola? Per difendersi, no? Veramente, no, non può difendersi, altro che in America e altre parti. Qua i nostri poliziotti e carabinieri non può difendersi, veramente, è meno che niente, povera gente. Ecco, questo mi domando, ogni giorno se senti questi poveri mi li adoro, per me loro sei angeli, angeli col freddo, col caldo in strada, e sono contenta che mio figlio non si andava avanti perché lui era ausiliario dei carabinieri, sì. E meno male che si ritirà. Già tanti anni fa parlo, l'ultimo era Lori che ha fatto la naia, quelli dell'81. Sì. Ecco, poveri carabinieri, veramente sono una vergogna, non può difendere, neanche mettergli la manetta, niente, anzi, i accusati e dice che va al tribunale, eccetera. Ma questo Stato nostro, che Stato di merda, vabbè, signora Luisa insomma, è arrabbiata, a parte insomma l'espressione colorita, si riferiva ai vari episodi in cui appunto le forze dell'ordine magari non possono intervenire e rischiano di subire conseguenze. È successo un brutto caso nel Riminese in cui un cittadino egiziano è stato ucciso da un carabiniere perché aveva ferito dei passanti e aveva anche si era scagliato contro i carabinieri, quindi insomma adesso naturalmente come atto dovuto sarà indagato. Guardi, quello che differenzia uno Stato democratico da una dittatura è proprio il fatto che le forze dell'ordine sono sottoposte come tutti alle leggi, no? Ovviamente in questo caso credo dovendosi difendere da un'aggressione palese, conclamata, voglio dire, come nel 95% dei casi, per fortuna le forze dell'ordine sono da questo punto di vista tutelate ed escono sempre tutte pulite da eventuali inchieste. A volte succede che vi sia una difficoltà da parte un'esagerazione da parte della magistratura, ad esempio, ad indagare situazioni, però voglio dire le indagini, forse meno in Italia, le indagini dovrebbero proprio servire a tutelare l'eventuale accusato, ma quando diciamo che uno viene indagato pensiamo già sia colpevole, per fortuna non è così, per fortuna c'è sempre un giudice che queste cose le tutela e quindi tutela anche le forze dell'ordine, che io non smetto mai di ringraziare veramente per il lavoro soprattutto oscuro che fanno di prevenzione, che poi tutti dimentichiamo, ma dovremmo anche ricordare che l'Italia, grazie anche al lavoro dei servizi di sicurezza, delle forze dell'ordine, è immune o insomma vive meno difficoltà anche rispetto ad alcuni atti terroristici importanti che magari altri paesi hanno, perché c'è questo lavoro di prevenzione per cui uno si blocca più prima, viene attenzionato, poi quando succedono queste cose, per carità, noi siamo sempre vicini alle forze dell'ordine perché il lavoro che fanno forte e oscuro è tanto. Pensiamo ai botti di fine anno, devono essere presenti perché c'è sempre qualche cretino che qualche danno o disastro lo combina, eppure li togliamo alla presidio del territorio. Io credo che su questo dovremmo tutti riflettere
Però ricordo sempre che siamo in uno Stato democratico. In uno Stato democratico la polizia non ha poteri illimitati, ha i giusti poteri che vengono dati dalle leggi e dalla Costituzione. Allora, un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Senta, io mi sento vessato come cittadino di uno Stato che in Costituzione abolisce la guerra, sentire che si va a sostenere uno Stato che già precedentemente con gli americani ha partecipato all'invasione dell'Iraq, ha fatto una rivoluzione arcobaleno facendo cadere il governo ufficiale e che non fa parte della NATO, e quindi noi non abbiamo né dell'Unione Europea, quindi noi non abbiamo nessuna responsabilità su quello Stato. In più faceva parte della grande Unione Sovietica che da sola, autonomamente, ha liberato tutte le sue regioni per dare la libertà di scegliere se rimanere sotto la comunità come federale oppure scegliersi la libertà di amministrarsi da sole. Quindi in questa situazione qua veramente dire che siamo stati obbligati, cioè che era un qualcosa di morale aiutare e mandare armi all'Ucraina, mi pare una cosa veramente macroscopica che non sta su da nessuna parte, se non del fatto che c'è una sudditanza e che bisogna obbedire. Grazie Gino, così ritiene Gino, insomma questa è la sua L'opinione è ovviamente legittima e da rispettare, non la penso così perché l'Ucraina confina con la Polonia, con altri stati che già oggi sono nell'Unione Europea e nella NATO. Se si permette questo, io credo che si va oltre a quelle che sono i canoni di rapporti normali diplomatici, cioè quello che ha fatto la Russia, l'invasione di uno Stato, ripeto, sovrano, che fosse l'ex Unione Sovietica, che fosse poco importa, è comunque uno Stato sovrano, democratico, che ha delle regole in cui anche le minoranze sono rispettate. In Russia le minoranze non sono rispettate, perché ad esempio incarcerano i dissidenti, incarcerano, come faceva esattamente il regime sovietico durante la guerra fredda, nel comunismo, quindi non è cambiato molto, sono cambiati i protagonisti, anche se Putin era un agente del KGB, quindi immagino che insomma, condividesse l'impostazione dell'Unione Sovietica. Ecco. Allora, la vignetta di Marco Englaro, la prima dell'anno, salutiamo il vignettista, e il fa così perché il ha paura dei botti? No, non vuol ascoltare gli auguri dei politici. Vabbè, fa sorridere, grazie a Marco Englaro. Allora, andiamo a sentire la prossima telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Caterina, ascolti, volevo chiedere buon anno anche a lei Caterina, al signor Mosetti. Volevo dirle, no? Siccome io sono una che ho girato il mondo, non ho qua, secondo lei qua c'è una legge antiterrorismo? Perché qua a Gorizia si vedono signore col burka, i signori islamici che vanno in giro dai giardini invece di usare il bar, il bagno, fanno... Non so, loro devono adeguarsi al nostro sistema di vita. Io ho girato il mondo, onorevole Moretti, che l'ho anche votato, però adesso vedo un abusivismo. Vi è stato detto che Gorizia sta diventando la Lampedusa del Nord, con molta... Cosa ne dice lei? Capito Caterina, questa è la domanda. Grazie, buona giornata. Buon anno a tutti. Buon anno anche a lei, grazie. La signora dice, ma insomma esiste una legge antiterrorismo, non bisogna lasciare che le persone che arrivano qua si comportino in modo diverso da quella che è la legge locale. La persona che fa i bisogni in un parco pubblico è un reato, su questo non ci piove, ed è giusto che se insomma, viene diciamo, colto in flagrante va punito, perché queste sono le regole ed è giusto rispettarle. Rispetto al burka non ci sono, salvo le leggi che richiamano al periodo del terrorismo, non ci sono leggi che impediscono di utilizzare, purché tu sia identificabile,
in luoghi pubblici vesti come quelle del burqa. Ricordo che anche qua faccio un'esperienza personale. Il primo burqa io l'ho visto in Austria nel 89-90, per dire come, e da noi non si vedeva, come questa è una situazione che esiste e che giustamente non può essere, ripeto, se non per ragioni legate alla sicurezza generale, può essere impedita. Poi sull'altra domanda, su Gorizia, Lampedusa del Nord, mi dicono che, e per quello che posso vedere anch'io, Gorizia ha meno problemi di altre realtà, come ad esempio Trieste, dove invece quella lì è passaggio di immigrazione, diciamo, illegale, come viene definita, e quindi quello sì rappresenta un problema. Gorizia lo era quando era sede di commissione per il riconoscimento del rifugiato, dello status di rifugiato politico. Mi pare, protezione internazionale, mi pare che questo sia un tema venuto meno nel corso degli anni, però è giusto, e sono convinto che le forze dell'ordine, in silenzio e con discrezione, stanno attenzionando tutte queste situazioni e le situazioni di potenziale pericolo e rischio per le comunità. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Buccarella, buongiorno a lei e al suo ospite e tanti auguri di salute e serenità a tutti quanti. Buongiorno Fulvio, auguri anche a lei. La ringrazio tanto. Allora, volevo anch'io ricordare, come ha ricordato il Presidente Mattarella nel suo discorso, che l'Enciclopedia Treccani ha scelto come parola dell'anno rispetto. Allora io mi chiedo, un paese di diritto come la Repubblica Italiana che non rispetta il territorio libero di Trieste. Adesso io chiedo a tutti, non solamente a voi che siete là presenti in studio, ma se io vedo, non so, che a casa del Signore o a casa sua, dottoressa Buccarella, ci sono dei ladri e sto zitto, cosa pensa lei di me? Noi qua veniamo derubati quotidianamente con l'IVA, che è facilissimo controllare, si va a vedere la legge 633 del 72, che col 1 gennaio 73 è stata istituita l'IVA, e sta scritto su tutto il territorio dello Stato. Il territorio della Repubblica Italiana è stato determinato dal Trattato di Pace, in cui ci sono anche gli allegati. Il Trattato di Pace è legge della Repubblica Italiana. Io voglio dire anche, e se potete trasmettere in qualche maniera il messaggio, al Presidente del Consiglio, al Presidente Meloni, ma lei, Presidente Meloni, è responsabile perché è l'amministratrice del territorio libero di Trieste. Allora, o fa finta di niente ed è ora che si svegli, oppure è perfettamente consapevole cosa sta succedendo a Trieste, che siamo derubati, e quindi è con dolo. Quindi è una delinquente allora, perché ci sta derubando con le accise, con l'IVA, con le tasse maggiorate, non abbiamo un bilancio separato, giovani che devono andare via quotidianamente da Trieste, lavori che mancano, era scritto anche l'altro giorno sul giornale, tra Trieste e Pordenone migliaia di posti di lavoro a rischio, migliaia di posti di lavoro. Un Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio, un punto franco, uno dei due punti franchi del Porto Franco internazionale per fare monumenti, fare viali tali. Allora, sta parlando della comunicazione va e viene. Grazie Fulvio, stava parlando dell'operazione Porto Vecchio, Porto Vivo, adesso nell'ultima parte, insomma torna sui temi a lui cari, Fulvio, del rispetto delle questo è un tema che insomma a livello triestino è molto sentito, no? È da un po' di anni che cambiano magari gli interlocutori, ma il tema c'è, no? Io credo che anche su questo però una linea sia stata tirata
devo dire che Trieste comunque in qualche modo usufruisce di regimi agevolativi e questo è uno degli elementi di attrattività anche del porto di Trieste rispetto ad altri porti. Su alcune merci è chiaro che da questo punto di vista l'opportunità di Porto Vecchio sdemanializzata grazie a un intervento legislativo nazionale a suo tempo condiviso vada sfruttata in pieno. Poi ciascuno può avere le sue idee rispetto a come l'amministrazione locale piuttosto che la regione intende fare, però credo che sia un'opportunità che va colta. Allora, leggo velocemente qualche mail. Buongiorno Sveglia Trieste, l'unica cosa bella che è stata fatta nel 24 in Italia, scrive Nevio, è stata fare il giro del mondo, la nave a vela Amerigo Vespucci con il Villaggio Italia che si porta a conoscere la parte sana del paese. Sarebbe utile costruire altre navi a vela per divulgare la pace nel mondo. Questo dice Nevio. Stefano invece, il vostro ospite, si lamenta che i paesi europei non si prendono delle quote di stranieri, però in Albania non va bene portarli, poi dice che si fa due pesi due misure. Sì, ma non a spese dell'Italia. Non a spese dell'Italia, chiarissimo, questa è la risposta. E poi ancora, buongiorno, i clandestini sono ben accolti dal Partito Democratico, scrive Enrico, anche perché sono ottimi elettori. Ma non è vero, perché i clandestini non possono neanche votare, quindi non possono votare, il signore quindi, Enrico dovrebbe essere un po' più va bene, aggiornato. Torna sul ristagno, sul tetto segnalato dell'asilo di Roiano, scrive Fabio, anche dice non va ignorato, è indicato al comune, assolutamente lo faremo, adesso magari ne parliamo anche con l'assessore comunale Giorgio Rossi. Non so se facciamo in tempo a sentire la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno. Buongiorno. Posso? Sì, prego. Allora, buongiorno. Con tutta la simpatia che nutro nella persona del signor Moretti, mi fa piacere che si candidi a diventare sindaco da Monfalcone, però con le idee che hanno loro sarà una battaglia persa già in partenza e manterremo la destra ancora per chissà quanto tempo. Grazie, buona giornata. Questo ritiene il signore che ha telefonato. È possibile, se i cittadini di Monfalcone decideranno che va bene la continuità, per carità, insomma, questa è la democrazia, non c'è nulla di male, è una sfida difficile, ma credo valga la pena di essere combattuta perché va cambiata la narrazione, perché poi se vogliamo essere... mi permetta solo l'unico accenno su Monfalcone non ha un immigrato che sia irregolare, sono tutti venuti con regolari permessi di soggiorno o per lavoro o per il congiungimento familiare. Certo sono tanti, sono tantissimi, la situazione va gestita, è una situazione complessa, non è una situazione semplice, però voglio dire è una città più sicura, forse più sicura di altre realtà che vivono situazioni ben più difficili, però è una situazione che va gestita. Io credo che il clima che si vive a Monfalcone è un clima difficile, ma anche da un certo punto di vista insopportabile, perché si è creata una lotta, una guerra di religione francamente difficile da accettare per comunità accoglienti come le nostre. Poi che tutto vada bene non è così. I problemi ci sono, però vanno affrontati e non si deve far finta di nascondere la polvere sotto la sabbia, come ahimè è stato fatto perché negli ultimi anni gli immigrati, con la destra al governo Monfalcone, gli immigrati irregolari sono aumentati il 40%. Allora, vogliamo chiudere il cantiere? Bene, si chiude il cantiere, ma si sappia che comunque le persone resteranno, non se ne andranno via. Allora, grazie a Diego Moretti per essere stato con noi, torni presto a trovarci. Grazie a voi, volentieri, buon anno e buon proseguimento del nuovo anno. Grazie molte, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra pochissimo ci sarà con noi Giorgio Rossi, assessore comunale al turismo e alla cultura.
Bentornati in diretta, allora buongiorno e buon anno nuovo all'assessore comunale alla cultura, al turismo Giorgio Rossi. Buongiorno a tutti e auguri a tutti di buon anno, che sicuramente sarà un buon anno, dai. Assolutamente. Poi ottimisti. L'assessore ha salutato come ormai tradizione in Piazza Unità con la grande festa l'arrivo del nuovo anno insieme ai concittadini e anche a tanti turisti, perché ce n'erano parecchi come ci sono in tanti insomma, in questo periodo. Come è andata insomma, questa festa di fine e inizio anno? Ma io direi è andata bene, perché a fine anno si tirano le somme di quello che è avvenuto nel 2024, che è stato certamente un anno eccezionale, poi magari ne parleremo a parte. Certo. Per quanto riguarda invece la festa in sé, direi è riuscitissima, dove certamente ha fatto la parte più importante, la sicurezza dell'ambiente, quindi io sono qui anche perché ho l'occasione di ringraziare tutti quelli che sono stati gli attori e protagonisti di questa sicurezza in piazza, con la presenza massiccia, io penso 10-15 mila persone, non riesco a stimarle, quindi grazie innanzitutto a chi ha organizzato i miei uffici, ma anche a tutti quelli che hanno realizzato il palco, la festa di per sé, quindi anche i cantanti, gli artisti che vi hanno partecipato, ma soprattutto alle forze dell'ordine, dalle forze di polizia, ai vigili urbani, ai vigili del fuoco, tutti quelli che si hanno messo in sicurezza queste cooperative. Sono state una sessantina di persone che sono dedicate per controllare i varchi, quindi possiamo solo dire grazie a tutti, ed è riuscita la festa perché non ha avuto nessun problema. Mi spiace leggere proprio anche oggi sul giornale, sentire qualche notizia che così non è stato in altre parti della città, così non è stato in altri contesti, soprattutto c'era un certo divieto anche a usare fuochi d'artificio, almeno di un certo tipo, eccetera. Leggo di una ragazza di 18 anni che ha perso un occhio. Non si può arrivare a questi livelli, no? Quindi c'è anche da domandarsi del perché. Oggi parliamo, visto che sono assessore anche di cultura, ma la cultura non è quella di portare qui la mostra di Van Gogh, fare un concerto o 350 eventi per 3 estate. Questi sono il corollario di un concetto che è la parola cultura molto più ampio e più vasto. Oggi credo che la gente non ha la cultura del rispetto. Rispetto neanche per se stessa, perché quando vai in cerca di cose di questo genere ti può capitare che poi fai male a te stesso, rovini la tua vita, ma soprattutto la rovini anche quella degli altri, come in questo caso di questa ragazza, e poi qualche rissa, qualcuno. Qui è inutile dire non c'è il controllo, non è che possiamo mettere le forze dell'ordine a controllare ogni metro quadrato della città. È una questione di educazione civica, e credo sia proprio il problema che va affrontato negli anni futuri, perché noi abbiamo sì problemi a livello mondiale che ci preoccupano, le guerre a destra e a sinistra e tutta una serie di situazioni critiche e complicate, di cui però siamo alla fin fine responsabili nel nostro piccolo, noi come rappresentanti istituzionali, gli altri come semplici cittadini, come padri e come genitori. È un discorso molto complesso, però credo che non va sottovalutato, perché questo è il lavoro che dobbiamo fare nell'ambito di quello che si dice essere, un elemento essenziale, la cultura del rispetto per il prossimo. Cultura del rispetto, per completezza dell'informazione diciamo anche che c'è stato il brutto biglietto da visita delle auto svaligiate dai ladri vandali appunto dentro il Porto Vecchio, un altro episodio, non è il massimo. Infatti, però c'è anche da parlare naturalmente dell'aspetto positivo. Addetti al lavoro a tarda notte, all'alba l'area era ripulita, quindi tutto a posto. Ma questo grande lavoro, no? Questo significa che le istituzioni, spesso anche criticate, perché certo che hanno dei margini di miglioramento, alla fine poi rispondono, no? Perché non è mica da tutti alle 4 di mattina aver fatto pulizia. Lì dietro le spalle di questi eventi c'è gente che lavora mentre gli altri si divertono, e anche chi si diverte dovrebbe rendersi responsabile di quello che il lavoro che gli altri fanno va bene per loro, e quindi lasciare sporco, ad esempio, ho letto non c'è stata una bottiglia di vetro all'interno del ring organizzato per
il concetto di Capodanno, mentre a destra e a sinistra hanno trovato di tutto, no? Oggi i ragazzi maturi, perché non credo che siano dei dodicenni che vanno in giro alle 1, 2, 3 di notte, no? Che lasciano sporco per le strade, che lasciano dei vetri, eccetera, non si rendono conto di quello che fanno, perché non sono responsabili. Allora, se uno non è responsabile su queste cose banali, no? Domandiamoci se sarà responsabile nella vita di padre o di madre o di lavoratore o domani anche avendo ruoli istituzionali. Tutto nasce dalle cose che la famiglia insegna ai propri ragazzi, dove che invece di idolatrarli e dire che sono tutti dei fenomeni, come spesso accade, soprattutto rispetto agli insegnanti o per non parlare di quello che succede nei pronto soccorsi, si parla, si blatera, ma non si rende conto di che male che si fa anche ai propri figli non educandoli a certi comportamenti e alla responsabilità. Anche, no? Certo. Assolutamente, è vero. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Dunque, gentili dottoressa Laura e assessore Giorgio Rossi, vi faccio i migliori auguri di buon anno. Grazie. Auguri anche a lei, Claudio. Sì, sono Claudio Visentini. Dunque, caro assessore, e giustamente la dottoressa Laura ha parlato del turismo e anche del vandalismo. Torno sul tema. Vorrei gentilmente sapere se il Comune dispone di una polizza assicurativa per risarcire i danni procurati ai turisti dei vetri infranti causa da atti vandalici delle proprie auto. Ritengo sia importante per mantenere un'immagine positiva verso i turisti questo risarcimento. Poi un caro saluto a Giorgio Marchesi, sono d'accordo con lui, Trieste merita sia una free zone e anche in parte col signor Fulvio. Cosa ne pensa, assessore? Grazie. Grazie Claudio, buona giornata, un abbraccio. Bene, signor Claudio, allora parliamo prima dei danni che hanno subito i turisti. Io non ho la percezione di quelle che sono, diciamo, le regole sulle quali noi facciamo le assicurazioni classiche istituzionali, che sono evidentemente di varia natura, ma non credo che in questo caso ci sia la possibilità. Una cosa è che uno inciampi in un buco di un marciapiede, e allora già ci sarebbe da dire che il Comune ha una sua responsabilità, poi bisogna vedere come è venuto, come è caduto e via discorrendo. Sul discorso dei atti vandalici, la rottura di finestrini, eccetera, sono quelli classici atti vandalici, in questo caso appesantiti perché la notte era particolare e poi anche la clientela è diversa, perché non è bello, no? Come, diciamo, biglietto da visita trovare cose di questo genere. Mi ha raccontato che addirittura alcuni piangevano, no? Perché tu crei dei danni a persone che magari non hanno la disponibilità per sostituire immediatamente il vetro rotto, ma non credo che questi siano coperti da assicurazioni istituzionali. Quindi io nel cambiare la macchina, visto che sono un po' anche disattento, eccetera, ad esempio ho una assicurazione casco. La casco era un'assicurazione che si faceva tanti anni fa, che ti copre un po' tutto, no? E anche dagli atti vandalici dei terzi, dai danni che tu fai qualche volta a te stesso, magari in parcheggio, che vai a dare una manovra azzardata. Però magari non tutti sono così, perché uno si assicura per quelli che sono danni alle persone, ma non ai propri danni o ai danni di passaggio, ad esempio un cinghiale. Quanta gente investe un cinghiale, un daino, eccetera, si procura danni alla macchina. Quindi non credo proprio che ci sia la copertura di questi danni. Resta il dispiacere perché non si fa una bella figura. D'altro canto il problema di parcheggiare in zone, tra virgolette, che non sono autorizzate, perché c'è anche ancora un po' di parcheggio selvaggio in giro, soprattutto nelle zone di Porto Vecchio, comprensibile perché eravamo una nottata di grande frequenza, è un classico, insomma, no? Perché non è nella prima e l'ultima volta che accade che ti fanno dei danni. Quanti danni hanno fatto buchi alle gomme delle macchine, per non parlare di quelli che ultimamente incendiano le macchine come se accendessero la sigaretta. Infatti. Quindi è un problema grosso che parte da quello che abbiamo detto.
Poi la zona free di cui si parla dai tempi del governo militare alleato, dovevamo essere uno dei 53esimi, 54esimi stati degli Stati Uniti d'America, invece siamo per fortuna nel nostro paese, che è un grande paese, 2000 anni di civiltà e anche democrazia, si pensi. Quando c'era il Senato Sepolcro Romano, che c'era una certa forma di democrazia, seppure un po' diversa da quella di adesso, ma rappresentativa comunque. E quindi la zona free è un grande punto di domanda. Certo che potremmo essere una zona che proprio per anche quella che è la nostra location, un punto centrale rispetto a quelli che sono i traffici che vanno dall'est all'ovest, eccetera, potrebbe avere degli elementi e caratteristiche di libertà evidentemente doganale o quant'altro, ma è una cosa complessa, non è una cosa che la decide il sindaco e la giunta, facciamo questa zona. Credo che sia un discorso più strategico, non solo a livello italiano ma a livello europeo. Allora, dobbiamo fermarci per una piccolissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia dell'assessore Giorgio Rossi. A fra poco. Bentornati in diretta, siamo sempre in compagnia dell'assessore comunale al turismo, alla cultura Giorgio Rossi. Allora, c'è una telefonata in attesa già da prima, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Bucarella, buongiorno a lei e all'assessore Rossi. Buongiorno. Buon anno a tutti quanti, Grazie. Buon anno anche a Trieste. L'assessore ha detto che sarà un buon anno, non lo so assessore, perché con l'aumento del gas, della luce, tutte queste, l'inflazione, non so se proprio sarà un buon anno per i cittadini, non dico di Trieste ma di tutta Italia. Adesso volevo dire una cosa, assessore, i fuochi d'artificio. Io ero ragazzina, era l'unica cosa che avevamo, lei non è neanche più tanto giovane, andavamo a vederli sotto l'università perché era veramente una festa. Oggi come oggi sono state incrementate le leggi contro i maltrattamenti degli animali. A me l'altra sera, che qui non occorre andare in Piazza Unità, io abito sotto Colonia, era veramente cioè i fuochi penso in Piazza Unità o qui da noi erano identici. La mia gattina ha fatto un salto al primo botto su letto, è una cosa da proprio, ecco, io penso allo strazio dell'avifauna e della fauna selvatica. L'altro ieri ho visto 2 bellissimi caprioli nel bosco di Villa Giulia, veramente non so, mi fa veramente uno strazio pensare. Lei che è assessore al turismo, la tassa turistica si può incrementare, metterla su dei fuochi per Capodanno e anche per Ferragosto o per la Barcolana, che siano fatti dai droni senza il botto, perché qui anche ieri c'erano, primo gennaio, non la notte, ieri, c'erano fuochi d'artificio e botti tutto il giorno. Per cui chiedevo proprio se la tassa turistica può essere messa un tot per fare questi spettacoli alternativi e meno impattanti. Bene, insomma, allora, per gli animali. Grazie Nivea, questo ci dà lo spunto per parlarne. È un bel argomento, un argomento peraltro anche, ho letto sul giornale la proposta del collega Scocimarro per fare i fuochi con i droni. Parliamo però di 2 cose diverse. Oggi i fuochi d'artificio, almeno in questi ultimi anni, li abbiamo fatti solo e esclusivamente la notte di Capodanno. Anni indietro le facevamo anche per Ferragosto. Abbiamo fatto alcuni tentativi anche di fare dei fuochi cosiddetti silenziosi, no? Perdonatemi, una schifezza nel senso che non compacciava la musica con i fuochi, eccetera. Veramente una figura che non era da ripetere, tanto che non l'abbiamo ripetuta. Oggi il problema dei fuochi d'artificio all'ultimo dell'anno, certo, si possono anche non fare,
Però se una volta all'anno li facciamo in Punta del Molo Audace per quelli che sono in piazza, indubbiamente ci sarà anche qualche famiglia che vive lì intorno e che ha degli animali, per cui non metto in dubbio che gli animali dà fastidio. D'altro canto abbiamo sempre avuto cani e gatti in casa, e in qualche modo si cercava di tranquillizzarli, no? Come uno si prende un Lexotan, adesso non voglio fare diciamo così comparazioni, ma così magari l'animale può essere in qualche modo tranquillizzato, no? Attraverso qualche elemento da inserire nel cibo. Questo però non giustifica il fatto che il gran caos che avviene, i danni che abbiamo avuto sono quelli del circondario. Esatto. Ora, i fuochi d'artificio spettacolari, almeno mi ha detto che sono piaciuti, dell'ultimo dell'anno, intanto li paghiamo con la tassa di soggiorno, quindi rispondo alla domanda, ma non è che possiamo dare la tassa di soggiorno ai vari condomini per fare con i droni. Faremo questo tentativo, forse non so per Ferragosto, di vedere con i droni, però il problema che si pone sono le persone che alla fin fine nei condomini sparano di tutto e soprattutto anche in certi posti sparano con le pistole, con altre diciamo armi o attrezzature che sono attrezzature veramente pericolose per la salute di tutti e anche perché creano disturbo. Perché mica ha detto che noi siamo tutti fino all'1 alle 2 di notte a festeggiare, gran parte delle persone più anziane vanno anche a dormire un po' prima e via discorrendo. Quindi il problema è il limite nel quale tu puoi agire, no? E questo non basta regolamentarlo con le leggi che vietano i fuochi, che vietano l'utilizzo di bottiglie, di andare in giro, eccetera. Questo è la cultura. Oggi abbiamo appunto stiamo vivendo dei tempi in cui, proprio leggevo, non è uno slogan ma è una considerazione, mentre la scienza negli ultimi 50 anni ha fatto passi da gigante, si è andati sulla Luna, adesso si va su Marte e in altri contesti, va bene, ma la coscienza non è stata, va bene, in grado di seguire, no, i livelli della scienza, non è cresciuta negli animi dei cittadini, nella coscienza delle istituzioni, no? Oggi evidentemente, parliamoci chiaro, e qui introduciamo un discorso molto delicato, eccetera. Noi abbiamo bisogno di esempi, I figli hanno bisogno di esempi nei genitori. Perché se i genitori a casa parlano male di questo, parlano male di quest'altro, sono agitati, ti dicono tanto che te ne frega, fai quello che ti interessa, non danno un buon esempio. E poi abbiamo bisogno di esempi istituzionali. Qui introducevo un discorso, lo introduco adesso perché mi sembra pertinente, di quello che deve essere anche un rispetto, un'educazione civica da parte che ci rappresenta. Oggi voi andate ad eleggere delle persone che rappresentano in comune, in regione, al Parlamento, va bene? Queste persone devono cominciare a dare degli esempi e questi non li danno. Il 2024 io ho visto in Consiglio Comunale delle cose che mi auguro di non vedere nel 2025. Cominciamo da questo. Oggi abbiamo delle possibilità enormi di sviluppo della nostra città e non possiamo ideologizzare qualsiasi argomento, essere di parte, essere non obiettivi, non andare avanti di comune accordo su alcuni temi, dico il Porto Vecchio per dire uno, ma tanti altri che sono di interesse comune. Allora, se non cominciamo da queste cose, come possiamo pretendere che uno, va bene, limiti la propria incoscienza a danno degli altri? Quindi il discorso gira sempre là e non è un discorso di burocrazia, è un discorso di rappresentanza di quello che oggi ognuno di noi deve fare. È in famiglia come genitore, è sul lavoro come dipendente di una ditta e nelle istituzioni come rappresentante istituzionale. Allora, un'altra telefonata, Assessore. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Daniela. Volevo ricollegarmi alla telefonata di prima, purtroppo ero già in linea e ho aspettato. Volevo dire appunto, a parte il delirio che ho subito io abito sopra Valmaura, diciamo,
comunque i botti pomeriggio, mattina, sempre. Io ho 2 piccoli animali, no? Naturalmente non è che per questo non si devono fare nei posti dove si devono fare, ma io mi chiedo, le persone che stanno in giro nei condomini non è che si potrebbe proibire, perché io sono stata, guardi, tutta la notte in bagno con i miei 2 cani che erano terrorizzati. Ho avuto paura che gli venisse un infarto. Uno è già un po' vecchietta e aveva difficoltà a respirare. Io so che magari per qualcuno non è una priorità, però siccome io penso che noi triestini siamo abbastanza animalisti, trovo assurdo, non dico in Piazza Unità è giusto festeggiare, per l'amor del cielo, però nei condomini vicino, guardi, cioè bisognerebbe fare, io penso, non proibire, perché non si può, hanno cominciato a settembre qua a buttare già. E le dico la verità, ho visto anche, non sono bambini, sono adulti, è questo che mi preoccupa. Se l'adulto è così, mi scusi, fra virgolette, ignorante, che si diverte con così poco e poi ridono come scemi, a me sinceramente dà fastidio, perché non è perché ho passato la nottata in bagno con i cani, ma perché non lo trovo giusto che vengano buttati i petardi a tutte le ore del giorno e della notte, soprattutto quando si è fuori dalle festività, perché a settembre qua buttavano i botti e lei mi dica il motivo di buttarli a settembre. Cioè io non capisco questo, e io quindi dico al signor Rossi se si potesse fare qualcosa almeno, perché guardi, sono scappati 16 cani, ho letto questa mattina, e non è sempre un'incuria diciamo dei proprietari, perché quando tirano questi botti i miei sono piccoli ma diventano ingestibili. Allora adesso se qualche cane va sotto la macchina o succede qualcosa, io penso che chi li butta dovrebbe sentirsi un minimo responsabile, perché non è giusto, perché gli animali sono come noi, hanno paura, sentono moltiplicato 1000 volte quello che noi sentiamo, e non trovo giusto che per colpa di queste persone, ripeto fra virgolette ignoranti, che io per ignoranti intendo che ignorano l'argomento, e noi proprietari dobbiamo stare come me tutta la notte in bagno e altre persone che adesso stanno cercando i cani e non si trovano. Mi scusi per l'intervento, ma sinceramente questa cosa mi premeva l'ha colpita dirla. particolarmente. Grazie Daniela, buona giornata. Condivido in pieno quello che ha detto la signora, cioè ha parlato di ignoranza. Infatti qui non si tratta di essere, non so, laureati, diplomati, manovali o impiegati di banca. Qui si tratta veramente di una mancanza di coscienza. Oggi non sono i bambini che io penso, quando ero bambino io, quando eri bambino te, ma anche adesso gli mettono in mano le stelline e non fanno né caldo né freddo, non sono pericolose, ma sono gli adulti. Evidentemente un adulto che si diverte in questa maniera vuol dire che nella vita ha poche cose su cui appoggiarsi, perché dovrebbe avere un minimo di rispetto e di coscienza su quello che fa. Quindi è vero che la signora si è dovuta chiudere con i cani, ma perché si deve chiudere? Perché uno esagera, perché ci sono modi e modi per essere così, anche per festeggiare. Questo non è un festeggiamento. D'altro canto, parlando sempre di rispetto, ricordiamoci che questi fanno dei botti, eccetera, ma c'è nel nostro paese ancora gente che abbandona i cani sulle autostrade. Ricordo che il mio primo cane l'ho recuperato in un autogrill si chiamava Kika ed era un bellissimo piccolo cane, un pincher, va bene, e che poi ha vissuto con noi 15 anni. Quindi c'è gente che abbandona i cani. Cioè, quindi è come abbandonare una piccola creatura, perché si sa benissimo che fine fa, no? Non è che molli la fidanzata, che poi si rifarà una vita. Quindi la signora e gli altri hanno messo in piedi, e vedremo che c'è una costante, quello che è un argomento in cui, ma nel 2025 cosa vogliamo fare per la nostra città? Ma certo possiamo portare un'altra bella mostra, fare un altro concerto e di Williams, fare tutto quello che vogliamo, ma cosa serve se poi non facciamo un gradino, un piccolo gradino verso migliorare la realtà che ci sta intorno e non guardare ai nostri piccoli cose, perché come ripeto, divertirsi con dei botti sfrenati, magari rovinando la vita a una ragazza di 18 anni, quella di, se ho ben capito, del villaggio del pescatore, certo. Ti deve anche far riflettere. È vero, allora dobbiamo andare in pubblicità, ma c'è un'altra telefonata in arrivo, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire? Sì, prego, buongiorno. Sulla telefonata della signora che ha fatto prima. Sì. Se non ero a casa, il mio cane sarebbe morto, l'infarto. Capito. L'ha tranquillizzato. È una cosa,
impressionante, prima di tutto, e poi, ma per cosa? Capito. Quindi non tanto appunto anche in questo caso non lo spettacolo in sé che ci sta una volta all'anno eccetera, ma tutti coloro che buttano... Tutte le cose vengono e vanno, bisogna pensare un po' anche a quello che si lascia, quello che... per me è una cosa assurda, non ho mai amato i botti, tanto più adesso. Chiaro. Grazie signora anche della sua testimonianza, sembra un sentire abbastanza comune. No? Però il discorso è uguale, abbiamo detto guardate che ci sono le regole, noi abbiamo fatto un'ordinanza per limitare i botti, così come si fa un'ordinanza, facciamo un altro discorso, che non riguarda l'ultimo dell'anno i festeggiamenti natalizi, ma riguarda il rumore, ci sono delle ordinanze che pongono dei limiti, se passate in Cavana, alcuni locali in Piazza Verde, è inutile neanche che li citiamo perché la gente li conosce, no? Musica a tavoletta, per che cosa? Per disturbare la gente, per non farli dormire, per il gusto perverso di dire tanto me ne frego e faccio quello che voglio. Le risposte sono molto semplici. Ha voglia di chiudere i locali, perché vedo che la polizia ogni tanto ne chiude, eccetera. Qui c'è proprio un discorso di livello culturale che si sta abbassando, perché queste cose, è vero che magari non c'era la tecnologia 50 anni fa, non succedevano, perché la gente poneva dei limiti a se stesso nei confronti degli altri. Oggi questi limiti non ci sono. Grande responsabilità hanno i media, grande responsabilità hanno i social che lasciano alla gente dire quello che si vuole, ci si offende, si critica, eccetera. No? Queste cose avranno una durata ed è una durata limitata. Io magari sono superato e non ci sarò, ma avverrà prima o dopo che ci sarà un effetto boomerang, perché se tu mi continui a offendere, non dico di me, di voi tutti o di frente chi, va bene, sui social, avverrà il momento in cui porranno delle regole e allora quando uno si piglierà magari una bella denuncia con un anno di condizionale, no, per aver offeso la gente, poi vedremo dove va a finire. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia dell'assessore, a fra poco. Bentornati in diretta, ancora in compagnia dell'assessore Giorgio Rossi. Assessore, c'è subito una telefonata in arrivo, ce lo dice la luce che si è accesa adesso in studio. Allora, pronto, buongiorno. Buongiorno e auguri. Buongiorno. Allora, il signor Rossi ha detto io non ci sarò, dice lui, no? Ma allora, se non ci sarà, si dia da fare a mettere le cose a posto e non produrre magari l'80% della possibilità. Un assessore, un consigliere dovrebbe dare minimo 110-120%, come facciamo noi quando andiamo a lavorare in una ditta. E allora, ma vedo che praticamente si dice anche le denunce, massime denunce per fare cassa praticamente, oppure chiudere gli ambienti perché hanno fatto delle risse. Ma prendete chi ha fatto delle risse, che c'entra l'ambiente, che praticamente è lì per lavorare, per produrre e per dare anche a noi la possibilità di andare a bere un caffè. Tutto il contrario, tutto il contrario. Ecco, faccio un'altra domanda anche a lei. Quanti agenti sono arrivati da Roma, agenti di pubblica sicurezza, e cosa sono già in attivo in Piazza Libertà a vedere chi c'ha il documento e chi non c'ha il documento via subito, oppure sono lì, si trastullano eccetera e io pago, ha detto e io pago. Grazie, mandi. Grazie, mandi a Franco da Udine, insomma sempre arrabbiato sui consueti temi. È comprensivo, ma insomma, però vedo che anche il nostro amico di Udine giustamente critica alcune cose, poi sa, le ricette in tasca non ce l'ha nessuno. Il discorso del 110-120% è un discorso su cui poi ognuno dovrà dire se ha fatto o non ha fatto o cosa ha dato. Non siamo qua a fare dei bilanci personali, siamo qua a tentare di affrontare dei temi che sono dei temi che uno certamente non risolve, se non personalmente, mettendoci del proprio. Io
credo di avercelo messo, stando facendo, mettendolo, dico che non ci sarò perché sono 24 anni che sono qui col sindaco, il mandato ormai è alla svolta finale, se saremo vivi staremo ancora un paio d'anni, poi io mi auguro che venga gente migliore del sottoscritto, del sindaco, perché guai se non venisse, insomma, no? Dopo starà anche a loro migliorare le cose come in tutti i contesti, insomma il tempo fa esperienza, porta anche, credo, deve portare delle soluzioni rispetto a quelli che sono problemi che magari 20 anni fa non c'erano, adesso ci sono e un domani ci saranno e vediamo in quali misure, in quali contesti. Allora, ci scrivono anche i nostri telespettatori, appena visionato un articolo in cui si riscontrava il problema dei botti esplosi durante il periodo del Capodanno, risultato 16 cani fuggiti soltanto nella provincia di Trieste, inutile fare le ordinanze, dice, se poi non le si fanno rispettare. Questo ci scrive Caterina, poi buongiorno, scrive Silvana, desidero che l'assessore si preoccupi dell'area circostante il museo di Via Cumano. Nel prezzo del biglietto è inclusa la visita al degrado, dice insomma, un po' polemicamente, per lo stato magari del contorno, no? Del contorno certo. Dei musei, appunto del polo museale di Via Cumano, che peraltro è una bella domanda, diamo anche una risposta. È vero, nel biglietto è previsto anche di vedere il degrado, perché da quel degrado si riparta per eliminarlo. Oggi nel 2025 noi come assessorato alla cultura non abbiamo la necessità di ripetere quello che abbiamo fatto nel 23 e nel 24, delle grandi mostre, delle grandi attrattive, dei grandi concerti, ma dobbiamo soprattutto puntare su quello che appunto è eliminare il degrado oppure alzare il livello di funzionalità dei nostri contenitori museali. Abbiamo 3 operazioni in piedi, una che la stiamo realizzando è quella di risistemare il Museo Rivoltella, perché il Museo di Rivoltella è il nostro fiore all'occhiello e quindi stiamo facendo un investimento di circa 2 milioni di euro per mettere a posto dall'ingresso all'abbattimento delle barriere architettoniche, al bookshop, ai servizi. Stiamo mettendo a posto la Sala Scarpa e la Sala Sofianopolo e quindi sarà un museo che mi auguro tra il 25 e il 26 sarà a livello di grandi musei europei. Stessa cosa stiamo facendo anche perché abbiamo ricevuto, diciamo, delle donazioni importanti nel rifare il Museo Sartorio. Questo approfitteremo per rifare il Museo Sartorio. Sul Museo di Via Cumano abbiamo invece delle prospettive ancora maggiori. Hanno centrato lì, la zona è una zona di degrado, nonostante gli investimenti passati, nonostante adesso l'apertura delle angole 8 e 10, la zona lì è una zona degradata per vari motivi. È un'ex caserma, l'area è demaniale, adesso finalmente siamo riusciti, se non sbaglio, ma non mi sto occupando io, sto occupando la mia collega Lodi, di acquisire delle palazzine, va bene, che poi sono del demanio penso militare, che andremo ad abbattere perché sono pericolanti e quindi oggi c'è una delibera che abbiamo fatto circa 6 mesi fa di un rilancio, di una riqualificazione del Museo De Enriquez. Il Museo De Enriquez però non ha solo bisogno di una riqualificazione edilizia importante, dove anche vogliamo realizzare all'interno un grande giardino, un parco, eccetera, una volta liberati gli spazi, ma soprattutto funzionale, perché deve essere completata quella che la storia che il museo riporta, che si ferma un po' alla fine della Seconda Guerra Mondiale, però noi sappiamo che la fine della Seconda Guerra Mondiale non corrisponde alla fine della guerra nel contesto triestino-disontino, perché finita la guerra mondiale nel nostro paese con l'avanzata degli anglo-americani e lo sbarco in Sicilia, noi invece qui ci troviamo ancora in un periodo in cui c'erano i nazisti, poi arrivano 50 giorni titini, gli anglo-americani e finalmente 70 anni fa la liberazione di Trieste, il passaggio all'Italia, con conseguente esodo di più di 300.000 istriani. Quella parte, quella componente di storia non c'è. E quindi bisognerà integrarla, implementarla nel Museo De Enriquez. La seconda cosa, la figura del De Enriquez è totalmente sconosciuta ai più, forse la conoscono quelli che hanno la mia età o qualche anno di meno, perché
passavamo per la camionale si vedevano le attrezzature militari che il collezionista aveva depositato lì nella zona di Banne e poi nulla più. Il Denriquez oggi è conosciuto a livello mondiale, da pochi comunque, va bene, più che altro per l'operazione del battiscafo Trieste, che non come collezionista in sé. Già. Egli uomo di tutte le stagioni, perché lo vediamo vestito da nazista, da anglo-americano, eccetera, quindi uomo che comunque ha superato gli eventi, anche perché conosceva le lingue, quindi si è adattato a tutti questi sistemi, ha avuto il grande pregio di incontrare Jacques Piccard e portare avanti questa operazione in battiscafo Trieste, che laddove in quegli anni si raggiungevano attraverso i voli spaziali e la Luna, così con Piccard sono scesi nella fossa delle Marianne prima, 70 anni fa, nel 1954, all'isola di Ponza, a 3.500 metri nel Tirreno, ovvero nel Mediterraneo. Quindi queste realtà che devono essere elementi di rilancio per il Museo Denriquez non le stiamo attuando soprattutto con un'operazione che è un'operazione che precede quello che vi ho detto, che sono appunto l'implementazione di alcune parti della storia per far sì che anche il Museo Denriquez diventi un centro di ricerca della storia del Novecento. Verranno precedute da un'operazione che io chiamo operazione battiscafo. Cosa vuol dire? Il battiscafo Trieste è stato costruito negli anni 51, 52, 53 dal cantiere riuniti dell'Adriatico di Monfalcone, visto che tu sei vissuto a Monfalcone. E poi è stata aggiunta questa navetta dove stavano 2 occupanti del diametro di 2 metri, quindi un piccolo loculo, va bene, realizzata nelle officine meccaniche di Terni. E questa operazione è stata sostenuta da Denriquez anche con i propri soldi. Denriquez era di famiglia spagnola, una famiglia nobile, e si è mangiato il patrimonio attraverso le collezioni, ma anche attraverso questa operazione in cui ha portato in giro il nome di Trieste nel mondo, ed è per questo che è conosciuto. L'originale del battiscafo Trieste è depositato, più che depositato, è esposto al Museo Navale della US Navy a Washington, e quindi è un'icona per quello che è appunto anche il periodo delle grandi scoperte, delle navigazioni, ma anche di questi grandi personaggi che sono stati il Piccard, come l'Armstrong è andato sulla Luna. E quindi questa, la ricostruzione, perché noi abbiamo depositato nel nostro Museo del Mare il progetto originale del battiscafo Trieste, verrà riprodotta nel Museo Denriquez in scala 1:1, e quindi sarà una grande attrazione con cui noi ci auguriamo, e torniamo alla domanda che ha fatto la signora, di rilanciare Denriquez. Perché? Perché non ci sono dubbi, e non ci vergogniamo nel dirlo, che è il parente povero dei nostri musei, e non si può essere parenti poveri in una famiglia di ricchi, perché i nostri musei sono ricchi, non solo di pregevoli, diciamo, quadri, sculture, eccetera, ma sono anche ricchi di storia, frutti di donazione, e così come frutto di donazione è stato il patrimonio che è disposto al Denriquez. Quindi io sono ottimista sul rilancio del Denriquez, e mi auguro che la signora, chi ci tiene molto, potrà godere fra qualche anno di una totale innovazione, sia delle attrezzature che soprattutto di quello che è l'aspetto funzionale del Museo della Guerra per la Pace, visto che parliamo appunto di un contesto, la guerra e la pace, che sono all'ordine del giorno, sia con le guerre e sia con quella che è stata ieri la giornata per la pace nel mondo. Per la pace nel mondo, è vero, lo ricordiamo, il 1° gennaio. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a tutti, sono Attilio. Innanzitutto volevo fare gli auguri, colgo l'occasione per fare gli auguri di uno splendido 2025 a tutta la redazione e chiaramente anche all'assessore qui presente e a tutta l'amministrazione. Anche a lei Attilio, grazie. E questa è la prima cosa. Secondariamente mi riallaccio un attimino al discorso relativamente agli animali, a questi famigerati botti. Dunque, vi premetto che io sono... non amo dire proprietario, ho con mia moglie una compagna di vita che è una cagnolina splendida e 3 gatti, e ho sempre avuto cani in tutta la mia vita.
Quindi li amo e li rispetto e abborro qualsiasi violenza venga fatta sugli animali, primo aspetto. Va anche detto che, e sarò leggermente provocatorio ma in senso costruttivo, tutte le persone che si lamentano dei botti dovrebbero anche capire che da sempre, da quando siamo bambini e ancora prima, i fuochi d'artificio fanno parte della nostra cultura, della nostra vita, del piacere di vederli. Questo sì deve essere fatto nel rispetto degli animali, ma qui il problema non sono i botti che organizza l'amministrazione, a cui faccio un plauso per tutto quello che sta facendo per la città, inclusi i botti di Capodanno, perdonate, ma della maleducazione che c'è sulla strada delle altre persone, che poi si facciano purtroppo male utilizzando dei botti o meno, questo è ancora un altro discorso. Però giustamente il Comune ha messo un'ordinanza, giustamente questa ordinanza può essere fatta rispettare dalle forze dell'ordine, però se non c'è una cultura civica, e su questo insisto, nell'usarli e nel come usarli, anche quelli che sono totalmente autorizzati, questo è un altro argomento. Le persone purtroppo, come diceva bene l'assessore, sono maleducate, e guardate, non parlo solo dei giovani, perché qui non è una questione solo di gioventù, e concludo dicendo nel mio intervento, scusate se mi dilungo proprio 30 secondi, quando sento parlare delle persone che amano i cani, che si preoccupano che i cani scappino, piuttosto che sono persone perché sono proprietarie di animali, e soprattutto in questo caso specifico di cani, mi chiedo, sapete quante persone anziane o più anziane o di mezza età, non parlo di giovani necessariamente, quando girano con i loro cagnolini o cagnoloni per la strada non raccolgono le loro deiezioni, no? Esatto. Io sono uno, come me tanti altri, che gira con la bottiglietta d'acqua e con i sacchettini, e non perché c'è un'ordinanza del comune o perché temo che mi veda un vigile, una polizia, la polizia locale, piuttosto che mi combini una sanzione. Lo faccio nel rispetto di tutti coloro che hanno e non hanno i cani. Questo è il punto focale. Ultima provocazione costruttiva: quando noi vediamo costantemente lattine, bottiglie, piuttosto che, ma se ognuno di noi, invece che solo lamentarsi di ciò, vedendo una lattina per terra davanti a Piazza Unità, si piegasse a raccoglierla e a buttarla via, e non ci trasformerebbe in operatori ecologici, ma semplicemente per salvaguardare il patrimonio di una città così bella. Chiaro. Non pensate che forse potrebbe essere un aiuto a quello che tutto ciò che l'amministrazione fa, e penso che non sia per niente distratta da questi problemi. Quindi vi ringrazio tanto e vi auguro un buon proseguo. Buon proseguo anche a lei, buon anno Attilio, grazie. Non c'è niente da commentare, ha detto tutto, tutto condivisibile e soprattutto con ragionevolezza. Sono questi anche gli interventi che io ritengo interventi doverosi da parte dei cittadini. Ecco, arrivare a questo non è semplice, per cui ricordiamoci che il 2025, se dobbiamo fare l'augurio è di fare progressi in questo contesto, non di portare un concetto in più, che certamente ci fa bene, ma non risolve questi problemi. È anche l'anno di Robbie Williams, questo però non dimentichiamolo, speriamo che vada tutto bene. Ha già preso un volo per Trieste. C'è anche un film, no? Adesso c'è anche un film sulla vita di Robbie Williams, quindi è un lancio non da quindi poco, un lancio pubblicitario importante. È vero, è vero. Allora, continuano i miei auguri a lei e al bravo assessore, ci scrive Gianni, che ho avuto l'onore di colloquiare con lui e dalla nostra cara Trieste. Un piccolo pensiero riguarda i giovani d'oggi. La muleria perversa è sempre stata, ma mai in questi termini, si limitava al dispetto, anche qualche volta pesante, ma mai come accade oggi, con coltelli e senza interruzione. Insomma, si ricorda di quando era un mulo triestino il signor Gianni e magari contravveniva ai regolamenti comunali, con 2 pietre segnava la porta e si metteva a giocare a pallone, cosa proibita ad esempio. No? Il signor Gianni esprime
prime quelli che sono stati dei tempi in cui non si poteva dire che erano tutti quanti delle signorine, perché si faceva un po' di quello che si chiamava casino, ma era un casino controllato, non si può dire nessuno beveva, nessuno, come si dice in Trestino, tirava longhi, ma erano dei longhi consapevoli che non avevano conseguenze, se non qualche così gesto un pochettino più ardito. Oggi il problema è una subcultura, cioè girare col coltello credo che sia l'esempio più classico. D'altro canto dobbiamo anche pensare che non ne vogliamo fare qui i razzisti, ma la presenza di culture molto distanti, molto lontane da quelle che sono state le culture della nostra società, incidono su questo, no? Ne vediamo che tutto quello che fanno le forze dell'ordine, in primis, eccetera, no? Riesce in qualche modo a debellare. Oggi purtroppo c'è questa segnalazione delle baby gang, va bene, che è poi un problema classico, lo guardiamo anche per televisione alcuni giorni fa, ad esempio dei paesi sudamericani, dove nelle faveles, eccetera, non è un bel segnale, però c'è. E poi abbiamo il problema, ad esempio, di degrado in tante città. Noi ci lamentiamo delle nostre città, certamente è giusto non vedere cose, risse, incendi, eccetera, no? Anche le altre città non stanno bene, quindi vuol dire che il malessere è generale, no? E credo che alla fin fine sia un discorso che deve essere un pochino più allargato. Oggi noi paghiamo le conseguenze di politiche governative internazionali, no? Che hanno trascurato i paesi più poveri, i paesi più deboli. Noi vediamo oggi queste megapotenze, in particolare la Cina e la Russia, senza poi criticare anche altri paesi, perché non è detto che l'Europa o l'America siano esenti, che stanno occupando il centro dell'Africa, ad esempio, i paesi del sud-est asiatico. E questo significa alla fin fine trascurare quello che in questi paesi sono delle soluzioni da dare per le loro debolezze in quelli che sono degli interessi internazionali. Quindi intanto bisogna partire da questo discorso. Oggi le grandi associazioni che si sono formate, le grandi confederazioni come l'ONU ad esempio, contano fino a un certo punto. Tutto quello che si era programmato per tutelare dei paesi che potevano essere in qualche modo occupati, eccetera, da paesi confinanti, portandoli in qualche modo la comunità internazionale a difenderli, hanno aperto un dibattito anche all'interno dei paesi più democratici, se farlo, non farlo, se intervenire, se investire o non investire, ad esempio, su quelle che sono le nostre forze armate, la difesa. Oggi l'Europa non ha diciamo così, una coesione tale da diventare quello che i padri fondatori si auspicavano, che era un punto di riferimento per quelli che sono stati 2000-2500 anni di cultura rispetto all'America, rispetto all'Asia, rispetto a tutto il resto del mondo, che indubbiamente non ci sono, dai greci ai romani, a quello che sia stati poi il Rinascimento, ma anche tutto quello che ha rappresentato l'Europa, anche in quelle che sono state chiamate le civiltà diciamo così più retrograde, che alla fine si sono inserite nel contesto dell'impero romano. Allora, oggi l'Europa, che aveva questo compito, no, questa democrazia sperimentata fin dai tempi dell'Inghilterra, ad esempio, ed altri, va bene, si è andata a far friggere perché non c'è una coesione, non ci rendiamo conto di quello che poteva e che dovrebbe essere una rappresentanza dei paesi europei in un contesto. Siamo la quarta rotta del carro dopo l'America, la Cina e la Russia, e contiamo ben poco. Perché? Perché evidentemente c'è anche una divisione, pensiamo soprattutto a quello che è successo dopo l'abbattimento del muro di Berlino e la liberazione degli stati satelliti dall'Unione Sovietica. Non c'è stato da parte di questi stati, ancorché se ne dica, un inserimento
e altri attendono un altro inserimento. La strada è molto lunga. È molto articolata. Allora, Assessore, non facciamo in tempo a sentire l'ultima telefonata, siamo davvero in chiusura. Io la ringrazio per essere stato con noi quest'oggi e torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Ringrazio, oggi però ho visto i cittadini brillanti, sapete perché? Poi non abbiamo parlato, ma cosa faremo, chi verrà, cosa non verrà, un evento in più, eventi in meno. Abbiamo centrato dei problemi che sono i veri problemi sulla quali dobbiamo puntare, che fare prendere, attraverso anche quelle che sono le posizioni istituzionali, una presa di coscienza sia a chi evidentemente governa la città, sia soprattutto ai cittadini, perché alla fine si rimbocchino le maniche. Oggi credo che questa deriva da parte delle famiglie, e chiudiamo, sia una responsabilità nei confronti dei propri figli. Grazie Assessore, grazie a voi. tutti voi che ci avete seguito, buona giornata, buon anno.